Bene, prego segretario. Magliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, assente giustificato. De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Miatto Antonio, Gomiero Maurizio, chiedo scusa, è assente giustificato. Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Farrella Roberto, Trasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Il numero legale c'è. Perfetto. Bene. Allora nomino gli scrutatori. Pagotto, va bene, grazie. Salezze, va bene, grazie. De Bastiani, va bene, grazie. Chi ha nominato prima, scusi, Presidente? Il primo chi sa? Il primo è Pagotto, Okay. Pagotto, Salezze, De Bastiani. Paolo, funziona questi qua perché vedo che è tutto bianco là. Assenti 17. Sì, penso di sì. Spero di sì. Allora proviamo un attimo che far partire. Forse adesso. C'è una cosa, era così che non compare, vabbè, quello non funziona. Vabbè. Funziona questo. Allora segniamo le due cose, non funzionano perché ogni volta mi lasciano la roba. Sì. Bene, non ci sono comunicazioni e quindi passiamo in apertura dei lavori con una prima domanda di attualità del consigliere Sandro De Bastiani. Prego, consigliere. Grazie, buonasera. Allora, domanda di attualità in base all'articolo 24 del regolamento per oggetto acquisto o vendita del Teatro Lorenzo da Ponte. Allora, premesso che da alcuni mesi si sta dibattendo in città sull'opportunità che il Comune acquisti il Teatro Lorenzo da Ponte, ora in proprietà parziale della Fondazione Casamarca, che finora si era sempre inteso che l'iniziativa era partita da una proposta della Fondazione che avrebbe offerto l'immobile al Comune di Vittorio Veneto. Invece si è appreso che da un articolo pubblicato ieri sul Gazzettino giovedì 28 settembre, Fondazione Casamarca ha precisato che la cessione avviene dietro esplicita richiesta dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione vittoriese. Per me questa è stata una sorpresa, per cui chiedo la conferma di quanto affermato da Fondazione Casamarca, e cioè se è vero che l'operazione di acquisto è stata richiesta dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Ritengo importante conoscere questo aspetto perché non è marginale, cioè il fatto che sia stato offerto e sollecitato dalla Fondazione la vendita, oppure il fatto che sia stato proposto e richiesto dalla nostra amministrazione cambia la questione in maniera sostanziale. Ed è per questo che rivolgo questa domanda di attualità. Grazie. Grazie consigliere De Bastiani. Lascio la parola al sindaco per la replica. Prego sindaco.
No, non corrisponde a verità. La Fondazione aveva sempre dichiarato quell'immobile, un cespite suo, valutato, mi sembra di ricordare, attorno agli 8 milioni e mezzo, e come tale, all'epoca in cui sapevamo di questa valutazione, era un immobile che ci veniva concesso anche gratuitamente durante l'amministrazione Tonon, con una richiesta di 50.000 euro l'anno di affitto, che poi grazie così anche a Fondazione siamo riusciti a controllare e a portarli a poco più di 20.000 euro l'anno, con la consapevolezza su dichiarazione di Fondazione che con i suoi obblighi amministrativi avrebbe dovuto dei suoi immobili avere realizzazioni dal 4 al 6% del loro valore in termini di affitto, quindi cifre inarrivabili per noi come affitto, e la cosa si era, il tutto è nato, questa storia del teatro, proprio in virtù dell'offerta assolutamente inattesa e mi pare di capire anche in sede di questo Consiglio accattivante, di poterlo avere a 2 milioni e mezzo. È chiaro che con questa diminuzione di richiesta la cosa, ripeto, è stata valutata, mi pare di interpretare correttamente, come una cosa appetibile anche in questo Consiglio, oltre che come amministrazione, e di là è nato tutto, ma non corrisponde alla verità che è stata una richiesta nostra di acquisto, anche perché avremmo dovuto farla a 8,5, quindi è una cosa assolutamente improponibile per noi. È l'inverso. Grazie Sindaco. Prego, consigliere. Ringrazio per la risposta che appunto pone un punto di chiarezza e che quindi risolleva una questione che è già stata sollevata sul coinvolgimento del nostro territorio sulla fondazione, sul mandato della Fondazione Cassamarca, che è stata trasformata da Cassa di risparmio della Marca Trevisana, che era un istituto che aveva 64 sportelli nella provincia di Treviso. Negli anni 60 aveva 3 sportelli a Vittorio Veneto e che quindi, come è stato detto, in via teorica, a nostro avviso, dovrebbe avere un interesse e quindi una tutela e un investimento su tutto il territorio. Quindi invece scopriamo che gli interessi della Fondazione vanno concentrandosi esclusivamente sulla città di Treviso, lasciando a piedi tutte le altre comunità che, come ripeto, hanno partecipato alla crescita e al benessere di questo istituto. Grazie. Grazie consigliere. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, ovvero interrogazione del... Comunicazioni non ci saranno. No, comunicazioni non ce ne sono, ovvero l'interrogazione del gruppo Rinascita Civica ad oggetto in cosa consiste precisamente l'irregolarità edilizia e i nodi irrisolti relativi al Teatro da Ponte. Lascio la parola per l'illustrazione della interrogazione al consigliere Bagliana. Prego. Ok, grazie e buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione nasce dall'esigenza di fare un po' di chiarezza relativamente alla questione dell'immobile Teatro da Ponte e più precisamente sulle cosiddette irregolarità edilizie. Dall'aprile del 2022, data dell'annuncio in Consiglio Comunale da parte del Sindaco dell'ipotesi di acquisto del teatro, si sono susseguite una serie di vicissitudini
perizie e controperizie, fino ad arrivare alla seduta consiliare del 19 aprile 2023, che voi tutti ricorderete, con l'improvviso ritiro della delibera di indirizzo di acquisto. Da allora sono emerse altre cose da sistemare, come lei, signor Sindaco, ci ha ricordato nell'articolo del Gazzettino del 18 maggio di quest'anno e nodi irrisolti nell'articolo della Tribuna del 31 maggio di quest'anno, riferendosi, immagino, alle irregolarità edilizie che hanno determinato fin dal 2002, anno dell'inaugurazione del teatro, il rilascio di un certificato di parziale agibilità ancora oggi in essere. Elementi questi già citati, tra l'altro, nella prima perizia dell'ingegner Pellicciari, che tra l'altro il consigliere Tonon ha chiesto di approfondire durante la seduta della commissione consiliare in preparazione proprio della famosa seduta del 19 aprile scorso. Io ritengo che sia doveroso che i consiglieri comunali, quali rappresentanti dei cittadini, siano messi nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi che concorrono a poter formulare una precisa analisi, in questo caso sulla questione dell'acquisto o meno dell'immobile Teatro da Ponte, e quindi, avvalendomi di una prerogativa riconosciuta ai consiglieri comunali, ho presentato questa interrogazione, che vado un attimo ad illustrare. Allora, con nota 5 aprile 22, Fondazione Cassamarca, congiuntamente a Caspineda, offriva al Comune di Vittorio Veneto la possibilità di acquistare l'immobile denominato Teatro Lorenzo da Ponte per un valore di 2.500.000 euro. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile del 22, ad oggetto acquisto Teatro da Ponte, atto di indirizzo, veniva deliberato di manifestare a Fondazione Cassamarca e a Caspineda l'interesse all'acquisizione del Teatro Lorenzo da Ponte per un valore non superiore ai 2.500.000 euro e di dare mandato appunto all'amministrazione comunale e ai competenti uffici di verificare la congruità del prezzo e la conseguente sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione e gestione del bene. Con determina dirigenziale del 2 agosto 22 è stato affidato all'ingegner Stefano Pellicciari il servizio di stima e valutazione del complesso immobiliare denominato Teatro da Ponte e si è inoltre assegnato all'ingegner Nicola Favero l'incarico di valutazione della situazione impiantistica del teatro stesso. La perizia di stima effettuata dall'ingegner Pellicciari, consegnata agli uffici il 4 agosto del 22, ha stimato un possibile valore del teatro di 1.500.000 euro. Con successiva nota, Cassamarca ribadiva che l'indicazione di vendita rimaneva fissata a 2.500.000 euro. Con ulteriore determinazione del 6/2/23 è stato affidato all'Agenzia delle Entrate l'incarico di predisporre una relazione di stima del più probabile valore di mercato dell'immobile. Perizia acquisita in comune il 30 marzo del 2023 con un valore di stima pari a 2.449.214 euro. Il 19 aprile del 23, come ricordato prima, veniva convocato il Consiglio Comunale d'urgenza con l'ordine del giorno acquisto Teatro da Ponte e che in avvio di seduta lo stesso punto all'ordine del giorno veniva immediatamente ritirato per la motivazione che Fondazione Cassamarca ha specificato che il prezzo sempre convenuto sia verbalmente che per scritto sarebbe stato gravato da IVA al 22%. Con determinazione dell'unità operativa edilizia privata è stata concessa l'agibilità parziale il 27 giugno del 2002 dell'immobile in questione in quanto per motivazioni che erano e sono ancora in corso alcuni lavori nella parte retrostante il corpo principale del teatro. Premesso che su un articolo del quotidiano della Tribuna del 31 maggio di quest'anno il sindaco dichiarava per dare continuità gestionale all'istituzione e quindi all'attività peraltro mai interrotta, abbiamo rinnovato subito il contratto d'affitto almeno sino a fine anno. Il prezzo è di 22.000 euro. Sempre sullo stesso articolo il sindaco evidenzia che ci sono nodi irrisolti fin dal 2002 sull'area dei servizi e sulla sua agibilità e considerato che l'amministrazione non ha ritenuto necessario convocare la seconda commissione consiliare o nessun altro tavolo per informare i consiglieri comunali, oltre che della già citata e conosciuta questione relativa all'IVA, delle ulteriori problematiche che stanno a quanto pare ostacolando qualsiasi valutazione di acquisto del teatro.
Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco di sapere in cosa consiste precisamente l'irregolarità edilizia e i nodi risolti più volte citati nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa. Grazie. Prego, Sindaco. Sì, rispondo. Allora, nel complesso percorso per addivenire all'agognata acquisizione di quel bene, i nostri uffici naturalmente si sono impegnati a rivedere un pochettino tutta la situazione in essere, riscontrando, come diceva lei, quella parziale agibilità. Il percorso per chiarire completamente la questione non è facile perché sono cose risalenti a più di 20 anni fa. Memorie storiche presenti all'epoca non ne abbiamo più, abbiamo molto materiale che i nostri uffici stanno attentamente analizzando perché in oltre 20 anni sono cambiate anche le normative, tempus regit actum, per cui si cerca di paragonare nei vari periodi la normativa vigente rispetto alla questione e stiamo lavorando proprio per dare un esatto peso a queste modalità di realizzazione di alcuni volumi tecnici, perché fondamentalmente si parla di alcuni volumi tecnici che sono poi volumi attualmente esiziali per il buon funzionamento del teatro, perché contengono armadi elettrici, centrali di comando e controllo sulle temperature di riscaldamento e di ricircolo dell'aria, e quindi sono cose che sono fondamentali per il buon funzionamento del teatro. Questi volumi sono definiti e sono fra l'altro assolutamente invisibili dall'esterno, perché sono ricompresi dietro alla parte pubblica, ovvero sia, se lei ha presente, quel compendio è fatto sia da una parte privata, che attualmente è il teatro vero e proprio, il volume del teatro, una parte pubblica che è il loggiato esterno. I volumi di cui si sta parlando sono definiti completamente in modo ascoso dietro alla parte pubblica. I nostri uffici sono impegnati, ripeto, ad analizzare tutta la successione di passaggi. Fra l'altro abbiamo avuto anche la morte dell'architetto che all'epoca aveva progettato il tutto, quindi quella quota parte di aiuto ci sta mancando. Io non credo che ci voglia più di tanto, perché ormai è un pezzettino che i nostri uffici stanno lavorando sopra, e naturalmente è una fase questa in cui i consiglieri, oltre che sapere che gli uffici stanno lavorando, non è che sono passaggi tecnici e i consiglieri saranno informati non appena finito il percorso. Grazie Sindaco. Lascio la parola al consigliere per la replica. Prego. Grazie. Io mi dichiaro parzialmente soddisfatta, nel senso che mi lascia qualche perplessità capire che 20 anni non sono tantissimi, voglio dire, oggigiorno. Quindi con, voglio dire, i documenti, i progetti e tutto quello che c'è, voglio dire, ci sono, e sicuramente se si tratta di irregolarità edilizie che vanno avanti dal 2002, sicuramente sono state segnalate per tempo e ci sono. Io sinceramente ho capito vagamente la situazione, speravo questa sera di avere delle informazioni un po' più chiare proprio su che tipo di irregolarità da un punto di vista giuridico ci sono, voglio dire, rispetto ad altri enti terzi, e mi aspettavo una risposta un po' più articolata e più precisa. Magari sarà mia cura chiedere ai responsabili d'ufficio. E ripeto, secondo me il personale che ha lavorato e che sta lavorando tutt'oggi in comune, anche quello che
è appena uscito, insomma era qua da parecchi anni, quindi la situazione era un po' a conoscenza, penso, da tempo. E vabbè, adesso si tratterà di verificare e di capire i percorsi da fare per superare questa situazione. Una cosa, Sindaco, mi permetto di dirle, e questo lo dico considerando la sua risposta un po' stizzita che ho appreso da un quotidiano online rispetto alla mia interrogazione, non so se è stata una sua uscita un po' così indesiderata, però mi premeva farle presente che non è mia intenzione con questa interrogazione ricercare nessuna visibilità dal punto di vista personale, ma come lei ben sa io credo moltissimo al principio di trasparenza nei confronti dei cittadini, e quindi quello che mi muove sempre quando faccio le interrogazioni è proprio un principio ripeto, di trasparenza nei confronti dei cittadini, che io penso sia fondamentale anche in queste situazioni. Cioè, l'acquisto dell'immobile così importante deve essere, secondo me, è spiegato in tutti i suoi dettagli, possibilmente. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, anzi secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, bilancio consolidato anno 2022, approvazione. Lascio la parola per l'illustrazione della proposta di delibera all'assessore al bilancio Gianluca Posocco. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Arriviamo all'approvazione del bilancio consolidato anno 2022 che, come sapete, va approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo. Come avete visto dalla proposta di delibera, abbiamo preso atto del perimetro di consolidamento che era stato approvato dalla Giunta Comunale, da cui poi è stato individuato il gruppo che andrà consolidato, il gruppo Comune di Vittorio Veneto, che è composto dal Consorzio per i Servizi di Igiene e Territorio CIT, l'Istituto Cesana Malanotti, Piave Servizi e Vittorio Veneto Servizi SRL. Come avete potuto vedere nella relazione dell'organo di revisore su questa proposta, c'è scritto, nella relazione, che il bilancio consolidato 2022 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Vittorio Veneto. La relazione sulla gestione consolidata complessiva della nota integrativa indica complessivamente il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui l'allegato che avete visto, quelli che si rappresentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari e economici inferiori al 3% rispetto a quelli del Comune. Per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento, l'aggregazione dei valori contabili è stata operata col metodo integrale per le partecipazioni nella Vittorio Veneto Servizi e nell'Istituto Cesana Malanotti IPAB, e con metodo proporzionale in base alla quota di partecipazione per Piave Servizi e per il consorzio CIT. Cosa possiamo dire di questo bilancio grandi linee? Il risultato complessivo dell'esercizio del gruppo è in aumento, come anche il patrimonio netto del gruppo è in aumento. Quindi è un patrimonio comunale di oltre 124 milioni di euro e un patrimonio netto di pertinenza di terzi di 14 milioni e 700 mila euro. In commissione era stata, analizzando i dati nella lunga commissione che abbiamo fatto, erano emerse alcune domande da parte dei componenti della commissione riguardo ai risultati di esercizio di queste 4 società, in cui c'è un risultato di esercizio positivo di oltre 1,8 milioni per il Comune di Vittorio Veneto, del CIT di 1.200 euro, di 171.000 euro per la Piave Servizi, e invece l'Istituto Cesana Malanotti risultava un risultato di esercizio dopo aver pagato le tasse in negativo. I membri della Commissione mi hanno chiesto le motivazioni, siamo andati a vedere i bilanci.
Senz'altro, questo è dovuto a un grande accantonamento di 378.000 euro fatto dall'istituto. L'anno prima, per dirvi, con una perdita di, prima delle tasse di oltre 38.000 euro, erano stati solo accantonati per i rischi 45.000 euro, quindi con ricavi nettamente in aumento di oltre 1 milione, e tra l'altro con dei lavori di ristrutturazione per poter accogliere ulteriori 20 ospiti da mettere dove c'erano gli uffici, un tempo c'erano gli uffici amministrativi, già quasi tutto pronto per l'inaugurazione. E comunque il Presidente, tramite nota, il Presidente Maso rimane a disposizione per ogni chiarimento e confronto anche qui in Consiglio Comunale. Rimaniamo qui a disposizione col Dottor Sarri e la Dottoressa Parà per eventuali domande. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione direttamente. Prego. Consigliere Bagliana, prego. Grazie. Io ho solo una domanda relativamente a un ritenuto che ho visto qua in deliberato, dove c'è scritto relativamente alla società Vittorio Veneto Servizi. Allora, verso la fine c'è scritto un considerato inoltre che nel verbale dell'assemblea dei soci, ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni, considerato inoltre che nel verbale dell'assemblea dei soci 27.523 della società Vittorio Veneto Servizi emerge che l'utile conseguito pari a 156.000 euro sia destinato a riserva straordinaria. Preso atto che l'amministratore unico della società Vittorio Veneto Servizi ha comunicato di voler distribuire riserve per euro 156.000 e qui invece su quest'altro chiedo informazioni, ritenuto anche alla luce delle risultanze del bilancio consolidato e del controllo analogo 2022 di dare mandato al rappresentante del comune di Vittorio Veneto, che in questo caso mi sembra sia il sindaco, in seno all'assemblea dei soci della società Vittorio Veneto Servizi, di accogliere la proposta dell'amministratore unico, provvedendo alla distribuzione di riserve per euro 156.000 che saranno a favore del comune Vittorio Veneto. Allora, io mi sto chiedendo, come si può dire, questo mandato lo diamo in questo deliberato? Io mi ricordo che 1 o 2 anni fa, durante la presentazione ci fu a metà anno, adesso io non mi ricordo proprio tutti i passaggi, ma fu il Consiglio a deliberare di dare mandato al sindaco perché ci fosse l'accoglimento eventualmente di questi utili. Ecco, questo chiedo, ma noi votiamo praticamente 2 cose stasera. Votiamo la delibera e più anche un mandato, chiedo. Sì, è regolare? Grazie consigliere, se vogliamo rispondere sì, visto che... Sì, consigliere Bagliana, questa osservazione era stata fatta in commissione, è stata esaminata in commissione, adesso è stata anche discussa e risolta, ma lascio la parola al dottor Sari che le dà la risposta tecnicamente corretta. No, è dentro. Non è abilitato. Sì, è benvenuto. Ah sì che è abilitato. È abilitato, sì. Dal nome. Allora, buonasera a tutti. Sì, la risposta è puramente tecnica, nel senso che col bilancio consolidato andiamo di fatto a chiudere tutto quel procedimento relativamente all'anno 2022
relativamente ai controlli sulle nostre società partecipate. Non l'abbiamo inserito nella precedente deliberazione sul controllo analogo, perché di fatto non c'era nessuna proposta pervenuta da Vittorio Veneto Servizi sulla distribuzione degli utili, tant'è che sul verbale dell'Assemblea tutto l'utile era stato contestualmente destinato a riserva. Ora, l'abbiamo inserito in questa delibera perché sostanzialmente con questa deliberazione del bilancio consolidato si chiude, diciamo, tutto il ciclo del 2022, insomma, dopo si andrà a discutere sul 2023. E l'abbiamo voluto inserire, sicuramente non si trova nelle delibere precedenti, almeno dell'anno scorso, perché ancorché non ancora efficace, lo statuto che verrà assunto da Vittorio Veneto Servizi prevede appunto che sia il Comune ad esprimersi sulla distribuzione degli utili vero e proprio. Ecco, l'anno scorso non mi sembra che il Consiglio si sia espresso in questi termini, nel senso che gli utili sono stati distribuiti senza un passaggio in Consiglio Comunale, quindi abbiamo ritenuto opportuno, a chiusura appunto del ciclo 2022, innanzitutto prendere atto della proposta di Vittorio Veneto Servizi in questa sede che è pervenuta a protocollo, e in secondo luogo dare mandato al rappresentante del Comune di Vittorio Veneto in assemblea dei soci di Vittorio Veneto Servizi di accogliere la proposta formulata, insomma. Questa è la motivazione. Consigliere Varaschin. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Avevo chiesto io appunto delle delucidazioni in Commissione, come Presidente di Commissione, sulla perdita della Cesana Marianotti, e ci sono puntualmente arrivate, e ringrazio sia l'assessore che il Presidente Maso, però ho chiesto anche che magari quando appena sarà possibile ci venisse a spiegare. Sono successe tante cose, abbiamo avuto il Covid, sappiamo che il Cesana si era svuotato, adesso quanto ne so è di nuovo pieno, appunto, che ci venisse a spiegare qual è diciamo, il futuro, come pensa l'amministratore delegato, il Presidente e il Consiglio, cosa ne pensano del futuro del Cesana, che ci vengano a dire qualche cosa, a dare delle notizie, insomma, appena sarà possibile. Li ringrazio già da adesso. Tutte le domande che dovevo fare su questo bilancio consolidato le ho fatte in Commissione, ci è stato chiarito, le ha fatte anche il consigliere De Antoni, che stasera non c'è, e ci sono state le spiegazioni da parte del dottor Sari, quindi preannuncio già il mio voto favorevole. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere De Nardi. Grazie Presidente. Sì, il consigliere Varaschin ha appena citato il consigliere De Antoni, che non c'è, sappiamo che improvvisamente, per motivi improvvisi, non è riuscito a essere qui in Consiglio Comunale. Mi associo anch'io, so che l'aveva chiesto anche il consigliere De Antoni, perché ce l'aveva, sì, ne avevamo parlato. Mi associo anch'io alla richiesta del consigliere Varaschin di poter incontrare qui il presidente del Cesana e sentire da lui l'illustrazione su quelle che sono la situazione dell'istituto e
le prospettive e le iniziative che il nuovo Consiglio di amministrazione e la nuova Presidenza intendono portare avanti. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Valiana. Intervengo solo per ringraziare il dottor Sari che mi ha dato la risposta, solo che effettivamente io ho qualche perplessità sul modo di procedere che abbiamo seguito. Comunque ne prendo atto relativamente a quest'anno, però io penso che, come ha spiegato lei, forse i passaggi sarebbero leggermente diversi. Me le ricordo perché 2 anni fa, proprio in quest'Aula, era stato proprio dibattuto la questione del ruolo del Consiglio Comunale, che è sovrano rispetto alle decisioni che poi vengono prese in Assemblea dei Soci, nel senso che noi diamo mandato al nostro rappresentante, che è il sindaco, con un mandato forte di impegno sia politico che rappresentativo. Quindi prendo atto che quest'anno le cose vanno così, prendo atto anche il discorso che lo statuto ancora non è, lo statuto di Vittorio Veneto Servizi non è ancora, come si può dire, già approvato oppure in funzione, e quindi ecco, mi fermo qua, grazie. Grazie. Ma se può essere utile relativamente al discorso del Cesana, ho letto anch'io una nota del presidente, l'avvocato Maso, il quale sostanzialmente ci comunica che i lavori di ristrutturazione al Cesana stanno volgendo praticamente al termine e confida agli inizi del prossimo anno di poter anche mettere in atto 20 nuovi posti letto che vanno ad aumentare quindi la capienza attuale. Ecco, se può essere utile come informazione, comunque condivido anch'io la richiesta insomma, che il Presidente Maso possa venire qua a illustrarci un po' tutto quanto è avvenuto negli ultimi, insomma, 3 anni. Grazie. Bene, se non vedo altre prenotazioni, a questo punto io passerei alla dichiarazione di voto. Se qualcuno ha qualche dichiarazione di voto da fare, altrimenti passo direttamente in votazione. Passiamo direttamente in votazione. Allora, vediamo un attimo qua. Tieni presenze. Ecco, potete votare. Bene. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0. Votiamo ora la immediata eseguibilità. Prego. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0. Allora passiamo al prossimo punto, ovvero al punto numero 4 dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP 2024-2026, presentazione ed approvazione. Lascio la parola all'assessore
al vice sindaco Bosocco per l'illustrazione della proposta di delibera. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente. Arriviamo a questa proposta del documento unico di programmazione 2024-2026. Innanzitutto un mea culpa perché il termine è fissato per il 31 luglio e arriviamo al 30 settembre per una serie di motivazioni. Io comunque ringrazio veramente il dottor Sarri e tutto lo staff, la dottoressa Parè, tutti che veramente hanno lavorato per compilare questo documento, che è un documento che anche a me personalmente i primi anni mi stava veramente, dicevo che era un malloppo di oltre 180 pagine, che però se andiamo a leggerlo tutto è bene, troviamo veramente delle informazioni, dei dati che i consiglieri e tutti potrebbero portare avanti per diverse ragioni e fare diverse proiezioni. Mi spiego meglio, se voi l'avete letto, partiamo dalla sezione strategica con le condizioni esterne, in cui vengono individuati c'è un'analisi strategica, diciamo in generale, delle condizioni esterne, in cui emergono due parti importanti: la sezione del PNRR, che è questa novità degli ultimi anni, con l'utilizzo dei fondi, e qui avete uno schema, pagina 30 e 31, che riguarda il nostro comune, con gli oltre 8 milioni e mezzo di fondi arrivati, gli ultimi dei quali, che poi andremo in variazione di bilancio, sono la manutenzione straordinaria per il dissesto idrogeologico di 780.000 euro e la discarica e le opere per la sistemazione idraulica della discarica di Forcal per quasi 1.300.000 euro. Oltre anche, non ci sono segnati altri fondi PNRR, dove magari ci sono altri comuni capofila in cui poi Vittorio entra. È molto importante la sezione che trovate invece a pagina 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, che sono tutti i dati della Camera di Commercio, che fa un riassunto dell'economia vittoriese degli ultimi 10 anni, in cui si nota tantissimo come si va modificando l'economia vittoriese con una tenuta di alcuni settori, tipo quello turistico, quello dell'agricoltura, un calo invece forte, preoccupante per quel che riguarda, ma succede in tutte le città, del commercio a dettaglio e delle imprese artigianali. Andando avanti trovate le condizioni interne a pagina 65, sempre come sezione strategica, le condizioni interne, in cui si parla di partecipazioni, delle partecipazioni, di tutta la politica tributaria, della spesa corrente per ogni missione e la situazione del patrimonio del Comune di Vittorio Veneto, fino ad arrivare a tutte le linee programmatiche e obiettivi strategici che trovate a pagina 83. Poi arriviamo alla sezione operativa generale con la valutazione dei mezzi finanziari, in cui si fa una valutazione delle entrate tributarie con l'andamento, di quelle extratributarie, delle entrate correnti, delle entrate in parte capitali, l'attuazione di questo PNRR, fino ad arrivare alla definizione degli obiettivi operativi che trovate a pagina 103. Qui vedete che tutti gli obiettivi operativi sono organizzati per obiettivi strategici con le relative missioni, programmi e i referenti che ci sono a seconda a quali di noi assessori appartengono gli eventuali obiettivi strategici. Tutto il capitolo è importante fino ad arrivare all'ultima parte che trovate a pagina 169 con la programmazione riguardo al personale, il piano opere pubbliche, il piano degli acquisti e la sezione del patrimonio. Quindi è un documento importante in cui poi vengono inseriti migliaia di dati che fa dialogare il nostro bilancio con tutta la programmazione, e che poi questo documento verrà
aggiornato intorno, credo, al 15 di novembre dalla Giunta, prima della presentazione del nuovo bilancio di previsione, che per forza quest'anno, vista la nuova normativa, andrà fatto entro fine anno. Se ci sono domande siamo a disposizione. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo discussione. Consigliere Balliana. Sì, solo una questione puramente tecnica. Visto che, no, Assessore, lei ha detto che per mea culpa ha detto il DUP lo portiamo adesso e non come scadenza ordinaria prevista per il 31 luglio, volevo un po' capire a cosa è dovuto questo ritardo, no? Sì, questa è la prima domanda che faccio, e dopo invece vorrei farò un intervento un po' più articolato su tutti gli altri punti. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Sì, prego Vice Sindaco. Sì, tendenzialmente avevo impostato una programmazione per arrivare al 31 per riuscire a portare questo documento. Portarlo in ritardo non succede niente, però non è bello, per capirci. Purtroppo 1000 impegni da un punto di vista novità, PNRR, teatro, questione teatro così, ha fatto sì che abbiamo dovuto concentrarci su altro e abbiamo un po' lasciato andare la redazione di questo documento. Ecco. Consigliere Varaschin. Grazie. Niente, vorrei sapere perché dall'assessore Fasan, perché manca sul DUP la parte opere pubbliche. Do la parola al dottor Sarri che voleva dare una risposta, prego. Sempre. Ah, ok, è riuscito a... Eccomi. No, volevo solo fare una precisazione prima che la discussione entri nel vivo. Abbiamo provveduto a fare delle integrazioni sulla base di quanto emerso nella commissione consigliare. Quindi nella proposta di deliberazione, nelle premesse, è stato, dove c'è il ritenuto prima dei visti e dei pareri, è stato tolto l'aggettivo all'eventuale nota di aggiornamento e c'è scritto di rinviare alla nota di aggiornamento. Quindi questa era emersa nella commissione consigliare. Altra cosa, e quindi mi sembrava corretto metterlo, altra precisazione che è stata chiesta e magari è stata risposta ieri per le vie brevi al consigliere De Antoni con la promessa di riportarla anche qui, che nel programma biennale negli acquisti, forniture, beni e servizi c'è stato un problema nella trascrizione del numero per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. In questo caso il dato da prendere in considerazione sono 450.000 euro per il 2024, 660 per il 2025 e 660 per il 2026. Pagina 173 del documento. E basta, non c'è altro. Grazie. Grazie. Consigliere Denardi. Non so se dovete rispondere al consigliere Varaschin prima, perché aveva fatto anche altre domande. Non so se volevate rispondere al consigliere Varaschin perché ha fatto anche altre domande. Non so. No, bastava capire. Allora, prego. io volevo chiedere al dottor Sarri, le stime di gettito 24, 25 e 26 dell'addizionale comunale IRPEF sono in diminuzione, mi spiego, la stima 25 e 26 è inferiore rispetto a 24.
Credo sia lo stesso effetto che avevamo già rilevato qualche mese fa, collegato all'aumento della soglia massima di applicabilità della cosiddetta flat tax sul 15%. Il forfettario, insomma, per capirci, mi conferma questo. Bene. Perché considerando che c'è un'inflazione molto alta, quindi molti stipendi aumenteranno, in teoria dovrebbe essere il contrario. E poi le rifaccio la stessa domanda che le avevo fatto qualche mese fa in sede in uno dei ragionamenti sui bilanci che erano state fatte. Spero che abbia avuto tempo di ragionarci nel frattempo. Mi riferisco ai ragionamenti sui mutui e sui prestiti e gli indebitamenti del Comune. Avete qualificato il rapporto sottostante i derivati in ragione della nullità dichiarata dei contratti che è per il momento provvisoriamente esecutiva? Grazie. Allora, sulla prima domanda sì, le ho anche già risposto, ne avevamo discusso in Consiglio, quindi la risultanza è quello, insomma, tenendo conto che questo è un DUP, quindi è una previsione di carattere generale. Magari col bilancio di previsione saremo magari un po' più precisi, ecco. Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto, fra virgolette, di fatto, quello che discutevamo l'altra volta, non l'abbiamo ancora preso in considerazione, ne terremo conto in sede di bilancio, insomma. Quindi attualmente nel DUP non abbiamo verificato questo aspetto, fermo restando tutto il resto che ci siamo detti nelle precedenti sedute, insomma, per quanto riguarda la gestione dei derivati. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io passerei, prego, consigliere Bagliana. Su questo intervento, no? O sì? Sì, intervento, prego. Intervento, vabbè. Tra l'altro, per parlare del DUP è abbastanza difficile perché si susseguono domande tecniche e anche valutazioni un po' complessive, quindi un po' gli interventi con domande. Però allora io vorrei innanzitutto evidenziare un aspetto che secondo me, io non ero presente in commissione, ma ho potuto un po' percepire anche dialogando e rapportandomi anche con il consigliere De Antoni, che sembra di capire che il DUP sta perdendo un po' di valore. Allora mi spiego. C'è stato sempre, fin dal nostro insediamento, c'è sempre detto che il DUP dovrebbe essere il documento più importante dal punto di vista economico-amministrativo, che dà insomma le linee di indirizzo che si susseguono nei 3 anni successivi e quindi riveste un ruolo fondamentale, importante. Invece sembra di capire che in questo DUP di quest'anno sia un po' gestito dal suo ruolo, anche perché non riesco a capire come appunto l'ha chiesto prima il consigliere Varaschin, mi sembra di capire manca il programma delle opere pubbliche, poi mi spiegherà, dottor Saris, questa cosa qua, perché fino agli altri 3 DUP precedenti era inserito il piano opere pubbliche e anche il piano alienazioni e era un pacchetto completo, sembrava di ricordare così. Invece qui le troviamo sì opere di investimenti programmati da finanziare, però non c'è il piano di opere pubbliche. Allora io vorrei anche chiedere, è una scelta o i DUP come si fanno? C'è una regola per fare i DUP o ogni anno magari qualcuno può cambiare e anche modificare proprio la realizzazione del DUP stesso? Questa è la prima cosa. E dopodiché da questo nasce cosa? Perché nel deliberato, cioè sia in questo documento, ad esempio non troviamo scelte importanti, dico io, ad esempio stiamo dibattendo della questione dell'acquisto del teatro, però non ne troviamo cenno all'interno del DUP perché
molto probabilmente sarà una decisione ancora da prendere e da sviluppare, e questo mi fa un po', mi chiedo la motivazione, no? Perché non è inserito, se è un'iniziativa politica, amministrativa di peso, non vedo perché non debba essere evidenziata. Tra l'altro c'è, appunto, ci sarà una nota di aggiornamento del DUP che però è di competenza puramente della Giunta, quindi chiedo anche questo, voglio dire, passerà. Vorrei anche chiedere se ripassa in Consiglio Comunale, se c'è una discussione in Consiglio Comunale, ecco, mi fate cenno di sì, quindi avevo inteso male nelle informazioni che avevo ricevuto, quindi ripasserà in Consiglio Comunale e allora in quel caso eventualmente ci saranno un altro nota di aggiornamento, quindi un cambiamento anche delle scelte politiche, delle scelte amministrative. Però mi sto anche ponendo una questione che siamo già a fine settembre e che gran parte delle scelte dell'anno dovrebbero essere già attuate entro dicembre, almeno riferite al bilancio dell'anno in corso, no? Quindi anche qua secondo me manca un po' di collegamento tra il bilancio stesso dell'anno e alcune scelte che se dovrebbero essere fatte in questi ultimi mesi. Sembra di capire che siamo un po' in ritardo sulla programmazione. L'abbiamo detto anche prima, ci sono vari inconvenienti, varie situazioni che si sono accavallate, però ecco, allora quello che volevo dire, è inutile sbandierare sui giornali di fare delle cose, di realizzare, di acquistare strutture, teatri e quant'altro, però poi prima di aver effettivamente accertato se ci sono poi le condizioni materiali poi di raggiungere questo obiettivo. Per quanto riguarda nel merito del DUP stesso, lei prima, vado un attimo sugli obiettivi che citava anche l'assessore, aspetti che me li sono persi, sono a pagina qua, li avevo un attimo visti, solo per andare un attimo ad elencare, confrontando un po' con la situazione che si sta verificando attualmente, sugli obiettivi strategici, operativi e gli indicatori. Per esempio sul discorso della promuovere e sostenere l'ascolto e la collaborazione dei cittadini e la gestione della comunità del territorio, ecco, sul discorso dell'ascolto dei cittadini, qui l'assessore di riferimento è Bruno Fasan, ecco, abbiamo visto la situazione che si è verificata per quanto riguarda i consigli di quartiere, no? Che sono più che, voi dite, ricercare un ascolto con i cittadini. A me sembra di capire che l'azione che avete fatto è stata quella di affossare i consigli di quartieri. Voi date come obiettivo nuovo elaborare nuove proposte alla luce dell'esito delle ultime consultazioni elettorali. Ecco, chiedo in che modo, perché a me sembra invece che l'amministrazione sia andata in tutt'altro senso rispetto a quello di ascoltare la cittadinanza o rafforzare quella che è la partecipazione di cui facevo riferimento anche prima. Altra cosa, e qui mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio, per quanto riguarda le commissioni consigliari, che sono anche, io ho solo 38, però 2 interventi, vero? Sì, scusate. Per quanto riguarda le commissioni consigliari, sono pubbliche, ricordiamocelo questo, perché alle volte ci ritroviamo in 4 o 5 consiglieri, però ricordiamoci che le commissioni consigliari sono pubbliche, però ad esempio non viene pubblicato mai l'avviso di convocazione delle commissioni consigliari nel sito del Comune. Dal mio punto di vista, trasparenza nei confronti dei cittadini, partecipazione è anche questa cosa, cioè cercare di pubblicizzare il più possibile quelli che sono anche gli strumenti che abbiamo a disposizione, ad esempio. La stessa cosa per quanto riguarda i verbali. Siccome sono pubbliche e i verbali dei consigli comunali vengono pubblicati, io penso che anche i verbali delle commissioni, se sono pubbliche, chiedo al segretario, non vorrei fare qualche errore, in teoria potrebbero essere pubblicate nella sezione trasparenza. Ecco. Altra cosa, e poi mi fermo magari per un altro giro, sempre rimanendo nella questione accesso del cittadino agli atti pubblici,
Io sto notando grosse difficoltà per quanto riguarda il sito di amministrazione trasparente. Lo so che è un sito, secondo me, programmato, perché vedo che in tutti i comuni è lo stesso, mi sembra di capire, solo che effettivamente si fa molta fatica ad accedere agli atti, delibere o determine, o, cioè, non so, chiedo eventualmente al Presidente del Consiglio o chi è referente, il sindaco Antonio Miatto, di verificare se c'è la possibilità di migliorare questo aspetto del sito, proprio dove c'è l'amministrazione trasparente. Riprendo un po' nel secondo giro altre considerazioni. Grazie. Dottor Sarri, prego. Allora, io rispondo solo sulla prima domanda relativamente, quella tecnica, relativamente ai termini di approvazione del documento unico di programmazione. È pur vero che il documento che va in approvazione, che è proposto per l'approvazione questa sera, diciamo, non contiene la seconda parte della sezione operativa, che fa riferimento sostanzialmente alla programmazione settoriale, intendendosi per tale piano alienazioni, piano triennale lavori pubblici, beni, servizi e forniture e programmazione del personale. Per quanto riguarda la programmazione del personale vera e propria, vi segnalo che nel mese di luglio 2023 con decreto ministeriale è stato nuovamente cambiato, è la 16ª modifica, il principio contabile applicato alla programmazione. E quindi ricordiamo che questi principi contabili approvati con decreto per il rinvio espresso fatto dal testo unico hanno valore di legge e quindi, sono immediatamente applicabili con un valore di legge. Per quanto riguarda il personale, appunto, sparisce la programmazione vera e propria del personale, limitandosi solo a una programmazione di carattere finanziario e rinviando tutto al piano integrato di attività e organizzazione che verrà approvato dalla Giunta. Quindi, per quanto riguarda la programmazione del personale, diciamo, è piuttosto breve, ma non certo perché proprio quello che prima era contenuto nel documento unico di programmazione è stato spostato in altro documento. Per quanto riguarda il termine di approvazione del 31 luglio, l'abbiamo anche citato nella proposta di deliberazione, comunque non è un termine perentorio, e questo l'abbiamo appurato e quindi è possibile, il differimento, l'approvazione tardiva non è sanzionata, insomma, ecco. Cosa comporta? Dopodiché, il nostro regolamento di contabilità, e che comunque non è di per sé illegittimo, nel senso che il testo unico degli enti locali consente ai vari regolamenti di contabilità di normare questi aspetti, consente di approvare il documento unico di programmazione entro il 31 luglio solo in linea generale, rimandando poi alla nota di aggiornamento l'introduzione di questo, in questo caso, la programmazione settoriale, cosa di cui ci si è avvalsi, quindi ci si è avvalsi avendone la facoltà, ecco. E per quanto riguarda i termini di programmazione che erano emersi anche in commissione, il documento unico di programmazione è il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione. Quindi questo cosa vuol dire? Che la Giunta Comunale entro il 15 novembre, unitamente allo schema di bilancio di previsione, procede all'aggiornamento del DUP per trasmetterlo poi al Consiglio Comunale, che approverà sia la nota di aggiornamento sia il bilancio vero e proprio entro il 31 dicembre. Quindi il passaggio successivo in Consiglio ci deve essere, insomma, della nota di aggiornamento. E basta, quindi per quanto riguarda i termini io avrei terminato, insomma. Grazie. Sì, prego, Sindaco.
Sì, vorrei fare un'aggiunta, non so se vi sia sfuggito, ma il nostro comune ha avuto un'assegnazione di diversi finanziamenti PNRR, tutti finalizzati a adeguamento, miglioramento della gestione digitale dei dati, quindi con implementazione di metodiche sempre più comuni, nel senso condivise nello stesso modo dalle varie amministrazioni comunali. Fra queste sono diverse, anche di adeguamento appunto anche dei siti web alla norma, c'è anche appunto una parte che riguarda l'amministrazione trasparente, che quindi andrà ad adeguarsi a un sistema comune. Grazie Sindaco. Consigliere De Bastiani. Alla fine dell'intervento dell'assessore Posocco ha posto all'attenzione sulla tabella di pagina 172 principali investimenti programmati per il triennio 2024-2026, che dovrebbero fotografare la progettualità triennale della nostra città. E sappiamo che la programmazione è l'elemento fondamentale per la gestione, per una buona gestione di qualsiasi ente, azienda o quant'altro. E così, scorrendo questo elenco, mi sembra che siano più le cose che mancano che quelle che ci sono. Balza all'occhio, per esempio, una questione su Ceneda. Il consigliere Darè in più occasioni ha affermato, e io ho condiviso la sua opinione, che negli anni futuri Ceneda meriterebbe un'attenzione particolare, in quanto la zona nord di Vittorio Veneto negli anni ha avuto una serie di interventi, mentre sono carenti nella zona sud. Se guardiamo questo elenco, Ceneda perfettamente non pervenuta. C'è solo una voce che riguarda la scuola Francesco Crispi. Non vedo la biblioteca, che sicuramente è un'emergenza. E stiamo parlando 2024-2026. Non vedo la Piazza Duomo, di cui si è parlato e che sui giornali si è ventilato un intervento importante a questo proposito, e non vedo neanche la via Rizzera. Mi vengono in mente le parole del consigliere Varaschin, che dice: sentiamo tanti annunci sui giornali, però quando andiamo a guardare nel concreto restano annunci e in realtà non si vede niente di concreto. Quindi Ceneda è completamente dimenticata dal programma triennale, e altrettanto San Giacomo. Per San Giacomo troviamo un primo stralcio dell'aerocampo di San Giacomo per 1.900.000 euro, che avrei piacere che mi fosse così illustrato in cosa consisterebbe il primo stralcio, però sappiamo tutti quanti benissimo che le emergenze e le esigenze storiche di San Giacomo non sono sicuramente l'aerocampo è l'ultimo arrivato. Abbiamo tante altre cose importanti e urgenti che non sono elencate in questo elenco. Non trovo la famosa pista dell'amicizia, ne parliamo da 5 anni. C'è dove? È il secondo 2025. Dov'è? Come si chiama? Eccolo qua, percorso secondo me 500.000 euro. Bene. 2025. Non trovo... La prima visita che abbiamo fatto sul campo l'abbiamo fatta al Museo Archeologico, altra emergenza annunciata e promessa. Non risulta
lasciamo stare questo adeguamento impiantistico che sappiamo non c'entra niente con l'allestimento del museo. Non la troviamo né nel 24 né nel 25 né nel 26. Come dicevo prima, non troviamo la via Rizerap, per la quale tra l'altro è stato fatto un bando, è stato annunciato una mostra, visto niente. Villa Papadopoli, vabbè, la sappiamo, quella bisogna lasciarla cadere giù perché evidentemente il desiderio è quello, quindi appunto mi sembra che il progetto programmatico del prossimo triennio sia del tutto carente e non porti a quelle promesse, non porti a realizzare quelle promesse di cui in tanti anni abbiamo sempre sentito parlare. Dopo magari entrerò in altri particolari. Grazie. Se c'è una delucidazione su quel primo stralcio di San Giacomo dell'Areocampo, sarei curioso di sapere di cosa si tratta. Grazie, consigliere. Prego, provo a rispondere io. Sì, consigliere De Bastiani, le do ragione nel senso che quello che si pensa di fare ha tempi estremamente lunghi, defatiganti i passaggi e lenta la realizzazione. Non è colpa di nessuno, il mondo sta girando così. Passando in rassegna le varie cose, lei ricordava, non so, della parte di tutto il comune che dovrebbe essere attraversato dalla ciclovia dell'amicizia. Erano stati già predisposti qui 500.000, faccio presente che altri 770, in piccola parte finanziati dal Comune, il resto dall'autorità urbana nuova Coneglianese e Vittoriese, andranno a coprire circa 2,5 km dei 25 totali che abbiamo per attraversare il Comune. In più ci sono qui 500.000. Abbiamo fatto già la progettazione generale e adesso per stralci, chiaramente, quando ci sarà l'occasione si va a farla. È impensabile di fare 25 km su una volta sola. Per quel che riguarda Ceneda, sì, Ceneda sta nel cuore di tutti noi e per quel che riguarda Villa Papadopoli è un discorso che noi decliniamo esclusivamente in termini di cessione. Arriverà, si spera, qualcuno che si prende l'onere di farlo, perché certamente il Comune non può spendere i 15 milioni ipotizzati per il completo risanamento prima del mondo matto che abbiamo trovato adesso con i prezzi che sono andati su, quindi assolutamente improponibile per le nostre casse, a meno che non chiudiamo con qualsiasi altra cosa. I progetti di cui lei faceva memoria, cioè biblioteca e piazza, non sono abbandonati, stanno andando avanti sempre lentamente. No, d'accordo, perché è ancora prematuro per metterli dentro, però ci stiamo lavorando, non sono fermi. San Giacomo, mi pare che parlassi di San Giacomo, siamo in attesa che i nostri uffici facciano decollare il PEBA, che è la prima zona della città dove verrà applicato. Circa l'Areocampo, aspetta perché mi torna in mente un'altra cosa che riferisco dopo, circa l'Areocampo, lei sa che abbiamo fatto un concorso di progettazione, mi sembra fossero 11 gli studi che hanno presentato, l'apposita commissione ne scelse 3 e stiamo definendo, la commissione sta definendo lo studio di progettazione che alla fin fine presenterà, avrà vinto l'ONE, la gara, e quindi sarà chiamato a definire le varie porzioni che noi abbiamo definito quali saranno: porzione sportiva, la porzione sostitutiva
del Parco Dan, la porzione legata all'attività degli elicotteri e altri particolari che abbiamo chiesto fossero introdotti quindi a brevissimo, vedo la mia dirigente, penso che a brevissimo sarà resa anche pubblica. Lei dice il primo stralcio è quello che abbiamo dichiarato da sempre, cioè se spostiamo il Parco Dan, la prima porzione che verrà realizzata nel nuovo parco sarà proprio il nuovo Parco Dan. Quindi, essendo che la dismissione del Parco Dan frutterà del denaro, quello servirà proprio per il suo trasferimento. Nessuno vuole spegnere il Parco Dan, lo vogliamo migliorare. Via Rizzera abbiamo fatto un concorso di idee e a breve, cioè alla fine dell'esposizione del PAT che lei ha visto, abbiamo al primo piano del municipio, visto che ci sono le strutture già presenti, le stesse serviranno per presentare quel concorso di idee, dove ci saranno esposte le idee vincitrici e anche le altre, tutti si renderanno conto dei gradi di libertà che una progettazione definitiva potrà avere su quella tratta bellissima, fra l'altro, della nostra città, e ci penserà poi qualcuno a fare anche quel lavoro là. L'elenco delle opere da fare è lungo, fin troppo lungo. Grazie Sindaco. Consigliere De Nardi. Grazie. Il consigliere De Bastiani ha parlato di promesse e ha parlato di progetti. Io mi riallaccio a una delle cose che ha appena detto il sindaco. In questa stessa sala e con dichiarazione alla stampa non era quella che è stata appena enunciata la roadmap, diciamo, sul Parco Dan. In questa sala più e più volte avete giurato che non avreste venduto il Parco Dan finché non era pronto l'aerocampo, no che con i soldi della vendita del Parco Dan facevate la roba dall'altra parte. Adesso prendiamo atto che ha detto esattamente il contrario. Beh, a meno che io, la consigliera Bagliana e il consigliere De Bastiani non siamo completamente impazziti, prendiamo atto che, come era prevedibile, perché non ho mai creduto che sarebbe stato contrario, come era prevedibile, alla faccia della vendita del Parco Dan solo dopo la realizzazione di analoga area in aerocampo, sarà esattamente il contrario. E questo in barba, diciamo, a alcune linee che voi stessi vi siete dati per il mandato, perché siamo a 4 anni e più di mandato di questa amministrazione e bisogna iniziare a guardare anche il programma sulla base del quale siete stati votati e il programma che voi avete proposto e votato in Consiglio Comunale a avvio del mandato. Programma che ovviamente è all'interno del DUP di questa sera e che aveva come capitoli più importanti dell'amministrazione vittoriese al primo punto proprio fornire ai cittadini e curare nel tempo sufficienti spazi pubblici che siano centri di vita fruibili e permanenti. Bene, questa sera abbiamo avuto la conferma definitiva che il Parco Dan prima verrà alienato e poi eventualmente riproposto in altra sede. Un altro ragionamento come linea di azione generale che voi eravate ripromessi era relativa al turismo, impegnandovi a sostanzialmente riservare agli indirizzi del tavolo delle professionalità turistiche l'intero ammontare della tassa di soggiorno. Ora ricordiamoci che il sindaco si è appena lamentato nell'ultimo consiglio comunale del fatto che il comune di Vittorio Veneto è costretto a mantenere, insomma, sostanzialmente finanziare
lo IAT e che gli altri comuni non partecipano. Mi piacerebbe capire se effettivamente l'ammontare intero della tassa di soggiorno sia stato devoluto secondo gli indirizzi individuati dal tavolo delle professionalità turistiche, nel qual caso probabilmente il sindaco è meglio che si rivolga a loro per lamentarsi del fatto che dobbiamo utilizzare i soldi per pagare lo IAT. Prego. Beh, non so, se è devoluto secondo le intenzioni della Commissione, allora non si lamenti con noi. Vabbè. Quanto ai derivati, avete affermato anche nel vostro programma di mandato che l'amministrazione sarà quella chiamata a chiudere la partita volontariamente e scientemente cominciata. In realtà vi ritrovate a utilizzare, perché in parte sono stati utilizzati, fondi derivati da una sentenza che è frutto dell'opera di un'amministrazione che aveva sui derivati una posizione diametralmente opposta alla vostra, e vi siete ritrovati con un tribunale che vi ha detto che quell'operazione che voi definite volontariamente e scientemente cominciata era un disastro apocalittico, per non dire qualcosa di peggio. 4 motivi di nullità assoluta del contratto, no 1, 4. Struttureremo gli uffici in modo da poter concorrere a ogni forma di finanziamento esterno possibile con la massima efficacia, con la stessa efficacia con la quale poi avete voluto restituire i fondi del PNR per l'ex scuola di San Giacomo, alla quale avete rinunciato, facendo quindi lavorare gli uffici, spendendo per incarichi esterni di progettazione per poi restituire i fondi una volta ottenuti, alla faccia della massima efficacia. Per non parlare poi del tema della sicurezza, da voi tanto decantato in campagna elettorale, grandi profughi di pagine intere sulla sicurezza, sulla sensazione di sicurezza da parte dei cittadini, sulla necessità dei cittadini di stare bene nella propria casa e nella propria città, concetti sulle quali siamo tutti quanti ovviamente d'accordo, salvo poi che la percezione di sicurezza che i cittadini vittoriesi hanno in diverse zone della città è tutt'altro che un elemento che va a vostro favore. Non smetterò mai di citare il parco giochi vicino alla Lidl, per capirci tutti quanti, lungo la pista ciclabile, nonché la isoletta, diciamo, vicino alla Lidl, le cui condizioni sono purtroppo note a tutti quanti e sono state sollevate nella stampa da qualche cittadino anche nei giorni scorsi, la situazione dei giardini, le note baby gang, chiamiamole così, del quadrilatero e i tanti furti che emergono sulla stampa locale. Come ho avuto già modo di dichiarare, è ovvio che le questioni di criminalità sono una competenza delle forze dell'ordine e non del comune, però le eliminazioni di quelle stati di degrado anche sociale che ci sono elementi che aiutano e ovviamente incrementano la sensazione e la realtà di sicurezza nei cittadini. Avete dichiarato che volevate implementare l'apparato di videosorveglianza, è un progetto da 400.000 euro che di anno in anno spostate, adesso è al 24, vedremo se nel 24 verrà fatto. Avete promesso una politica di salvaguardia, conservazione e manutenzione del patrimonio comunale, vediamo tutti quanti, uno tra i tanti, la situazione del Papadopoli, l'ha citata anche il consigliere De Bastiani prima, che è in una condizione che definire di degrado è il minimo sindacale, ma è ben peggio. Grazie. Grazie, consigliere De Nardi. Ci sono consigliere D'Arè, prego. No, rispondo per quanto riguarda alcune cose, alcune considerazioni del consigliere De Bastiani. Allora, mi pare che su San Giacomo qualcosa si stia facendo con il comune e anche magari con la Vittorio Veneto Servizi, perché la Sauro mi pare ci sia un progetto già in essere e pronto per essere portato, che è quello di
realizzazione, non può dire di no perché c'è un progetto che ormai sarà portato in questo Consiglio Comunale. Quindi sì, poi magari c'è sempre comunque da parte vostra, diciamo, il dire di no a prescindere, ma ci ricordiamo no, ma mi pare che ci sia un progetto, mi pare che sia arrivato il Presidente e abbia spiegato un qualcosa che va, diciamo, in maniera diversa da quello che dice lei. Credo che quell'area di San Giacomo sarà messa in sicurezza, sarà così presa per mano, portando la farmacia comunale di San Giacomo, spostando da quell'altra parte. Sul parco Dan, che tra le altre cose è stato inaugurato nella mia amministrazione, proprio il simbolo di Dan, l'abbiamo fatto e sarà spostato dall'altra parte, ma non prima lo vendiamo e poi lo facciamo dall'altra parte. Lo ha spiegato il sindaco come ha intenzione di realizzarlo. È chiaro che tutta quell'area, diciamo, di intrattenimenti, dove si fanno manifestazioni anche musicali e quant'altro, va spostata tutta dall'altra parte. Mi pare ci siano 85.000 metri quadri, credo che sia lo spazio per tutte le associazioni. Guardi, saranno contenti quelli del Campardo. Guardi, se va a Carpesica quando ci sono certe manifestazioni comunali, sì, forse qua c'è anche il consigliere Posocco, magari le manifestazioni, diciamo, musicali magari le sentono bene, per Carpesica. Sì, no, va bene, cioè vuol dire si sono abituati? Sì, va bene, si sono abituati. Evitiamo il botta e risposta, prego consigliere. Cosa state sollevando perché non vi va bene quella cosa? Posso capire, ma d'altra parte quando abbiamo iniziato ancora con l'amministrazione Scottà al recupero di Serravalle, ivi compreso il vecchio ospedale che l'avete detto voi era una regalia che il comune faceva al presidente della provincia Luca Zaia, mi pare che sia andata in maniera diversa. Avete contestato fino anche le piantumazioni. Mi pare che Serravalle ha... Consigliere De Bastiani, per cortesia, lasci finire. Abbia un di che vivere dignitoso e soprattutto una presentazione della città di Serravalle, di quell'area di Serravalle, sicuramente molto bene e molto bello. Poi, su Ceneda non mi pare che nella vostra amministrazione abbiate fatto qualcosa, sì, a parte aver rinaugurato con 21.000 euro un'altra volta il... Basta fuori microfono. Scusi, nessuno l'ha rotta. Allora sia così cortese di aspettare quello che dico, dopodiché lei al secondo giro replica. Le dico che a Ceneda l'ultima opera pubblica è il Museo della Battaglia. Non c'è stato fatto altro, ci sono stati dei progetti, anche, posso dire, fatti da voi, anche dignitosi, non sono stati poi portati al termine. Siccome siamo ormai a fine del mandato, quantomeno il mio gruppo farà una proposta che noi prenderemo per mano il Parco Papadopoli e non solo. Certo che non sarà un qualcosa di semplice e facile, non sarà semplice, ma lo faremo per stralci e ci sono dei fondi a livello anche, diciamo, sovracomunali, perché certamente a livello comunale non ci sono, perché si parla di spendere circa 14-15 milioni di euro per fare un qualcosa di fatto bene. Ma dobbiamo anche pensare a una biblioteca che è in area e mi pare che sia giunta l'ora di prenderla per mano. Dopo non l'ha fatto nessuno perché è così, mi pare, da qualche decennio. Quindi sarà nel nostro programma elettorale il Papadopoli. Non so sul vostro se voi lo fate, però dico, allora abbiamo visto sorridere
e vi abbiamo visti sorridere all'interno del Consiglio Comunale quando ci siamo messi a prendere per mano Serravalle. Adesso non sorridete più, perché è una realtà. Consigliere Bastiani, basta fuori il microfono per cortesia. Sarà anche via Martiri, certo, via Martiri quante volte l'abbiamo messa a posto e quando la dovremo mettere a posto? Dobbiamo ringraziare anche... Allora, consigliere De Bastiani, basta per cortesia. Basta. Basta. Allora, Assessore, cortesemente, potete star zitti. Qua c'è un Presidente del Consiglio che gestisce l'Aula. A quello dovete riferire tutti, consiglieri e assessori, chiaro? Adesso gli interventi fuori microfono non si fanno, altrimenti chiudo o vi faccio sbattere fuori del polizia locale. Prego, consigliere. Quindi, come le ho detto, è vero, non è stato fatto niente, ma non mi pare che quell'area, quel quartiere importante, storicamente importante di Vittorio Veneto, sia stato preso per mano da nessuno. Sarà nel nostro programma elettorale il Papadopoli, assieme a tutto il contesto, compresa la biblioteca. Sarà un lavoro per stralci, non lo farà un'amministrazione, ma diverse amministrazioni. Ma se non si parte e passiamo solo le critiche, rimarranno solo delle critiche e vediamo come è ridotto. Grazie. Grazie, consigliere. Vice Sindaco Posocco, prego. Grazie. Allora, due piccole repliche riguardo la sicurezza, poi magari l'assessore della sicurezza risponderà per quel che sa. Però volevo fare un'osservazione su quello che noi cittadini possiamo fare per diciamo, combattere le piccole bande che ci sono in città. Tant'è che è una realtà in tutte le città, non è di Vittorio Veneto. Purtroppo città qui vicine hanno problemi ben più grandi, ma noi pensiamo ai nostri, che ne abbiamo già da cui pensare. Allora, avete osservato delle azioni che abbiamo portato avanti per almeno allontanarli, tipo pista atletica, il taglio della siepe quella volta ha permesso l'allontanamento di quelle bande di spacciatori dal ponte in legno che c'era lì e se ne sono andati, dando visibilità a un'area, la gente la frequentava, si vedeva a distanza di centinaia di metri lo spaccio in atto e ha costretto quella brutta gente ad andarsene. Stiamo impostando un programma per il quadrilatero. Sabato e domenica ci sarà una grandissima manifestazione per bambini, per ragazzi, per le famiglie, organizzata da Vittorio del Centro, con l'intenzione di portare le famiglie al quadrilatero, con il Festival dei Giocolieri Nazionali, ecco, e altre manifestazioni verranno fatte al quadrilatero da qui a Natale, cercando di portare gente in quei luoghi per cercare di allontanare queste bande. La stessa cosa stanno facendo le associazioni sportive in Duomo, c'erano degli sbandati sotto la loggia che grazie allo sport che fanno nei dintorni del Museo della Battaglia, eccetera, hanno allontanato queste persone anche da quel luogo. Quindi far rivivere la città, far rivivere i luoghi, dà una mano poi a allontanare questa gente, che sappiamo che c'è, lo sa la polizia locale, lo sanno i carabinieri, poi loro devono confrontarsi con una normativa nazionale su cui non entro in merito, che non gli permette però di arrivare a prendere i provvedimenti che servono. Ma comunque anche con il nostro piano di polizia urbana adesso ci stiamo lavorando per poter fare qualcosa. Riguardo, consigliera Denardi, ai derivati, alla causa che avete fatto, sì, grazie, la città ringrazia perché l'obiettivo è fare il bene della città. Avete iniziato una battaglia contro quel derivato, ci hanno dato ragione, ok? E speriamo che la città poi ne beneficerà di questo. Noi come Giunta potevamo decidere di sospendere e non andare avanti.
in modo responsabile siamo andati avanti e abbiamo condiviso poi la battaglia che avete iniziato. Però ricordiamoci che quando c'era da intervenire contro cos'era il patto di solidarietà per cui gli altri comuni hanno recuperato parecchi soldini, noi abbiamo rinunciato e questo voi avete rinunciato e questo ci portava dentro circa 1.200.000, 1.300.000 euro. Mi sembra che Conegliano, grazie a questo, abbia recuperato un 3-4 milioni di euro. Quindi, voglio dire, lavoriamo tutti per il bene della città, però non guardiamo sempre cosa hanno fatto gli altri, perché magari tutti noi siamo anche responsabili di scelte avvenute e anche sbagliate. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Assessore Antiga, prego. Grazie Presidente. Ovviamente io vi parlerò per quel che posso di sicurezza e ormai con cadenza mensile, se non più o meno mensile, ci troviamo dal prefetto in provincia sul tavolo della sicurezza e quindi ci troviamo con tutti quanti i comuni a discutere di queste cose. E con mio sommo piacere quasi, in quel tavolo Vittorio Veneto è quello che normalmente prende la parola, fa la descrizione, parla il comandante e il vicecomandante, dopodiché il prefetto e il questore vanno su altri comuni sicuramente più interessati di Vittorio Veneto di fatti criminosi. Non è una bella cosa, perché ovviamente quando noi nel nostro territorio arriviamo e troviamo cose che non vanno, ovviamente pensiamo che quello sia il massimo che possa succedere in giro. Io vi dico che nel confronto con altri comuni siamo messi molto molto bene. Ovviamente il controllo di vicinato sta facendo il suo lavoro. Io dico e convengo anche con l'assessore che il presidio del territorio è fondamentale, perché se noi i giardini li lasciamo liberi vengono occupati, c'è poco da fare. Quelle persone hanno diritto di esserci, ma ovviamente se trovano di giardini sedute persone che normalmente ci vanno, magari si sentono un po' in più, non è che li cancelliamo, ma vanno da altre parti perché nulla possiamo fare, perché li trasferiamo da un posto all'altro. E con il progetto di polizia urbana adesso ci stiamo attivando anche per poter fare qualche DASPO, abbiamo iniziato qualche azione, non è facile, però sono tutte cose che costruendo, adesso che abbiamo un regolamento, si può andare avanti. In merito al videosorveglianza non è facile, perché giustamente lei dice avete avuto 4 anni, io ne dico ne abbiamo avuti 2, perché i 2 anni di Covid io non andrei a considerarli come tempo di lavoro, visto che non si trovava nessuno e colloquiare anche con le aziende era assolutamente difficile, per non dire impossibile. Se è di conforto abbiamo assegnato finalmente la progettualità. Io credo che per metà del prossimo mese avremo il progetto esecutivo, abbiamo già fatto i sopralluoghi sia a Revine, Tarzo, Vittorio Veneto per mettere insieme e dare la consistenza a quel progetto. Abbiamo rivisto anche la sala che potrebbe essere la sala centrale di tutto il sistema e i 400.000 stia tranquillo andiamo a spenderli. Ovviamente da quando siamo partiti ad oggi i prezzi non più gli stessi. Speriamo che il bando vada bene e quindi le telecamere che noi abbiamo ipotizzato di acquistare sia lo stesso numero, mi auguro uno in più, ma se uno in meno dobbiamo comunque e necessariamente andare avanti. Poi, se posso, faccio un intervento a riferimento al Parco Dan. Perlomeno io non ho mai detto che il Parco Dan si passava all'aviocampo, prima si faceva il lavoro con soldi propri in aviocampo e poi al Dan. Noi abbiamo sempre detto che il Dan assolutamente non si muoveva da quel posto se non c'era un posto finito da un'altra parte per poterci andare. Questo l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto e così sarà. Non ci sarà un giorno di interruzione, se interruzione vogliamo parlare, delle attività organizzate all'interno del Dan rispetto al Dan, chiamiamolo così, nuovo. Poi avrà tutte le sue. Io so che ci siamo trovati ancora tanti mesi fa con un progetto europeo
e tutte le associazioni sono state invitate all'interno degli hangar dell'aviocampo. Per la verità io ci sono stati a tutti quei tavoli, magari non avevamo gli stessi orari di visita, ma non ho visto nessuna minoranza, ma questo non vuol dire. C'erano tante idee, le associazioni si sono espresse in tanti, ed è stato il motore che ci ha fatto dire merita una progettualità a livello minimo nazionale di quel. I progetti sono stati fatti, sono stati raccolti, la Commissione ha lavorato. A breve andremo a vedere qual che può essere una progettualità all'interno di 88.000 metri quadrati a disposizione per la cittadinanza di Vittorio Veneto. Va da sé che il primo stralcio sarà quello di sistemare e rendere attiva un'attività equivalente, io dico meglio, di quella che fa adesso il Parco Dan. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Casagrande, prego. Sì, buonasera Presidente, grazie. Volevo intervenire in merito a due punti. Parto dall'ultimo, il Parco Dan, rafforzando quanto dichiarato dall'Assessore Antiga, perché mi ricordo quella sera che è stato un forte dibattito molto acceso in merito al Parco Dan. Mi ricordo di aver fatto l'intervento anch'io e si era ribadito il fatto che appunto fosse pronto il parco nella nuova struttura, quindi ipoteticamente all'interno dell'aviocampo, e che quindi il possibile acquirente non potesse entrare nel vecchio Parco Dan prima che non fosse pronto dall'altra parte. Dire che si vende il Parco Dan incassando e sistemando e mettere a condizione che non si entri prima che non sia stato spostato, credo possono essere delle condizioni contrattuali. Non vuol dire che il Parco Dan non si sa poi dove andare a metterlo, sono due cose diverse. Secondo, in merito alla sicurezza, sono sinceramente, mi sono trovato in situazioni anche dirette con qualche sbandato con Vittorio, insomma le forze dell'ordine sono sempre presenti, hanno fatto un gran lavoro, non è sufficiente probabilmente per qualche soggetto che ancora gira, abbiamo visto anche nei giornali recentemente, ma insomma mi sono trovato anche a poter confermare che da parte dell'assessore Antiga e del sindaco ci sono stati confronti continui e questo è confermato anche dagli incontri, dai notevoli incontri col prefetto, anche dalla parte sociale. C'è attenzione sull'argomento, è chiaro che dà fastidio quando magari una ragazza non può andare a fare una camminata in certe zone della città la sera, questo lo capisco pienamente, ma con l'amministrazione insomma quello che si poteva mettere in campo si sta facendo. Le forze dell'ordine stanno intervenendo e ci auspichiamo che venga sistemato il prima possibile, ma ci sono posti purtroppo peggiori. Grazie. Ne approfitto anche per comunicare che in vista dell'uscita dal listato nominato sindaco del collega consigliere Gianni Varaschin, io e la collega consigliere Silvia Salezzi abbiamo concordato chi sia il nuovo capogruppo e continuiamo quello che è il mandato dei nostri elettori. Grazie. Grazie, consigliere Casagrande. Assessore Fasan, prego. Grazie, Presidente. Devo alcune risposte ai consiglieri, è passato più di un'ora, pertanto se tralascio qualche risposta me la fate di nuovo. Cominciamo dalla consigliere Balliana. Consigli di quartiere. Sono d'accordo con lei. I consigli di quartiere sono fondamentali per i rapporti con il territorio da parte dell'amministrazione. Infatti non ho mai mancato nessuna convocazione che i quartieri mi hanno fatto in questi 4 anni e mezzo. Però ci sono quartieri e quartieri. Ceneda mensilmente c'era una riunione. Serravalle 2 volte in 4 anni, credo, Centro ogni 2 mesi, gli altri Valle Pesina credo un paio di volte, Costa una volta, credo. Allora, come si può dire che sono fondamentali con il rapporto con l'amministrazione quando i consigli di quartiere non interloquiscono con l'amministrazione? Ecco. Poi, De Bastiani? Zona nord,
Ah, sei là, bene. Sono rimasto stupito di quello che hai detto, perché non sono assolutamente d'accordo su quello che stai dicendo. Ti pregherei, no, nel secondo giro di domande, di ricordarmi gli interventi che in 4 anni abbiamo fatto nella parte nord di Vittorio. Ricordo che la parte nord di Vittorio è 1/3 dell'intero territorio comunale, è 1/3. In compenso a San Giacomo ho fatto un piccolo elenco di interventi che abbiamo fatto. Ricordo che il primo anno e mezzo di questa amministrazione ha investito 1 milione di euro a San Giacomo. Nel frattempo ha sistemato la scuola a Saulo, sta sistemando l'asilo, abbiamo fatto la pista ciclabile di via Sant'Antonio, la pista sul Menarè, abbiamo sistemato Piazza Fiume, il Peba sta partendo, via del cimitero e la piazza davanti al monastero. Sicuro ho dimenticato qualcosa. Ah sì, abbiamo anche reso al quartiere di San Giacomo quell'aviocampo, oltre che il parco, come no? L'aviocampo, sai cos'è? Abbiamo... Per cortesia, no botta e risposta e cerchiamo di mantenere in questa aula un minimo anche di formalità, quindi diamo del lei al consigliere, il consigliere si è rivolto, quindi, ecco, altrimenti poi scadiamo in... No, grazie. Mi sembra che di avermi espresso in maniera conforme, ho detto che l'aviocampo diventerà un'area a disposizione del quartiere di San Giacomo, che non è poco. Non è stato sicuramente trascurato. A Varaschin manca il piano opere pubbliche nel DUP. Lei si riferisce al piano opere pubbliche 2023 o 24? 24. Il piano opere pubbliche 24 va pubblicato 2 mesi prima del bilancio, che presumibilmente sarà a dicembre, ed è passato ieri in giunta, pertanto impossibile che fosse inserito nel DUP. Sì che semplicita. Forse lei è stato male informato, non hanno avvisato a tempo che è passato ieri. Però come capogruppo e minoranza può sempre fare un'interrogazione consigliare o fare domande di accesso agli atti e verrà soddisfazione. Basta, credo. Se ho dimenticato qualche domanda, la rifate. La ringrazio, Assessore Fasan. Consigliere Varaschin, prego. Grazie Presidente. Ma io ho detto che manca la programmazione, non il piano, la programmazione, che qui non c'è. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. Ci sono altre prenotazioni, altri interventi? Consigliere, prego. Grazie. Allora, questa sera mi sembra che stiamo facendo un po' anche un bilancio su questi 4 anni di amministrazione, no? E quindi stiamo andando verso la fine del mandato e è anche giusto fare delle considerazioni, anche se sono in ballo ancora questioni assai importanti che voi tenterete insomma di portare a termine. Io volevo fare una precisazione. Io sinceramente non ho capito se il linguaggio che usate, nel senso che il consigliere Darè ha sempre garantito, ha sempre sostenuto che il Parco Dan sì, finché non si realizzerà la nuova struttura nell'area dell'Areocampo, il Parco Dan rimarrà dov'è, cioè
praticamente. Quindi voi confermate questa teoria, questa tesi, solo che quindi la cosa che mi fa un po' riflettere è che noi comunque in ogni caso, io sono contraria allo spostamento del Parco Dam per una serie di cose che sono state dette sotto l'aspetto soprattutto della questione acustica e dei grandi concerti, però sono anche contraria per la questione che questo Parco Dam noi lo consideriamo come uno spazio vuoto e in zona industriale e invece il Parco Dam è un proprio vero parco con alberi, verde, e che noi andiamo a togliere alla zona industriale. Quindi principalmente sono anche contraria per questo motivo in più. Tra l'altro trovo strano che voi fate questa affermazione perché voi avete in atto una variante al Parco Dam, una variante urbanistica, avete affidato un incarico a un progettista per fare una variante urbanistica al Parco Dam di trasformazione, immagino per la vendita dell'area. Quindi mi viene difficile capire come realizzerete l'attrezzatura o la struttura nell'area dell'aviocampo e poi farete la vendita del Parco Dam. Non mi è ben chiara questa cosa qua, non l'ho ben capita, magari ce la spiegherete. Detto questo, oltre al Parco Dam mi sembra di capire che in zona industriale venderete altre aree verdi e qui porrò anche delle questioni sul piano urbanistico perché non riesco a capire come aree verdi inserite in zona industriale previste da standard sia possibile alienarle, e questo è un dubbio che continuo ad avere, ma non semplicemente perché sono zone così perché sono zone previste in un'area urbanizzata, in un'area antropizzata, sono zone previste di sfogo per determinati motivi ambientali. Non vedo perché questa politica vostra di andare a occupare, di andare a vendere aree verdi nelle zone industriali, io assolutamente sono contraria a questa cosa e non so neanche se è fattibile, ma comunque voi avrete i vostri tecnici dalla vostra parte e affronterete questa questione. Per quanto riguarda la questione delle scelte, volevo dire al consigliere Darè, non so, lei dice, allora partiremo con l'Aviocampo, compreremo il teatro da Ponte, faremo la Villa Papadopoli, anzi sulla Villa Papadopoli non ho ben capito, lei parla di Parco Papadopoli o anche della villa, perché non si è ben capita la sua posizione sinceramente. Sì, di programma, ma vorrei ben capire se è compresa anche la villa. Gentilmente sì, se mi risponde dopo, perché sono due teorie un po' diverse, mi sembra all'interno della maggioranza, ma ecco, questo vorrei anche capirle. Ecco, gentilmente. Poi, altra cosa che volevo un po', che secondo me questa amministrazione ha continuato e sta continuando a fare, sono i grossi proclami. Avete fatto questi progetti di massima sulla piazza Duomo, sulla biblioteca, che poi non è una sistemazione della biblioteca, è la realizzazione di un auditorium con un preventivo di spesa di 10 milioni di euro. Quindi fate dei progetti, però le cose che hanno bisogno di sistemazione immediata, quali le piscine, il palazzetto dello sport di Vittorio Veneto, la palestra Pontavai di Costa e la stessa biblioteca stessa, a questo non mettete mano. Non ho capito perché avete questa idea di fare sempre dei mega progetti, anche faraonici dico io, cioè di sviluppo, tra l'altro non avendo neanche fondi e finanziamenti, però le cose, quelle che servono alla quotidianità, secondo me non sono state assolutamente né manutentate dal punto di vista della manutenzione ordinaria. La piscina, insomma, è una di quelle principali. Poi, permettetemi, sull'area Gotti, anche qui avete scelto un'indicazione sull'area Gotti che mi trova fortemente perplessa sulle scelte di come strutturare quest'area e io sinceramente anche qui non è stata fatta una commissione, dico una commissione, per sentire anche un parere diverso
Consigliere, sta sforando di un minuto. Allora, Chiedo la chiusura. sì, finisco dicendo che almeno sulla Gotti o su interventi importanti sarebbe stato più utile aver condiviso le scelte anche con la minoranza, anche se non d'accordo, ma quantomeno dare indicazioni diverse. Chiudo sul discorso del parco del Lidl, quel posticino insomma che ha messo a repentaglio. Vorrei dire all'assessore che fino a 4 anni fa là c'era anche una rete di pallavolo che è stata no, io ho controllato, praticamente sono 4 anni che quella rete non c'è più. Voglio dire, ecco il caso magari di pensarci, magari di rimetterla, che qualcuno ci va a fare anche 2 palleggi a pallavolo. Grazie. Grazie. Consigliere Varaschin, prego. 4 anni. Grazie, vorrei dire niente all'assessore Fasan che probabilmente sono un consigliere di minoranza soltanto per lui, perché gli altri consiglieri o assessori, e come ho detto anch'io, per gli altri sono ancora un consigliere di maggioranza. Dopo, assessore, molto probabilmente lei non ha capito cosa ho detto. Come mai manca la programmazione? Non mi interessa i lavori che andrà a fare nel 2024. In questo documento manca la programmazione 2024-2026 dei lavori pubblici. Se per cortesia mi dice come mai, grazie. Grazie, consigliere Varaschin. Consigliere De Bastiani, prego. Mi ha ricordato adesso che tra le cose mancanti in questa programmazione 2024-2026 c'era appunto, non c'è la voce decoro che sappiamo a partire dalle famose fontane a tante altre cose, che è un problema non risolto. No, mi sembra che stiamo parlando, cioè, carta canta, villan dorme. Allora, voi portate un DUP, mettete dei dati, dei documenti e delle date. Io commento e faccio un intervento su questi dati che mettete voi e voi mi rispondete: ma noi però abbiamo intenzione, forse ci piacerebbe. Ma io sto parlando di quello che è scritto. Signor Sindaco, consigliere D'Arè, quello che è scritto, ma soprattutto quello che non è scritto. Mi va benissimo che lei abbia a cuore il Papadopoli come l'abbiamo noi, e Ceneda e tutto quanto. Sono contento e condivido, ma non è scritto. Quindi ripeto quello che non ho detto io, ma che ha detto l'altra volta il consigliere Varaschin quando ha deciso di uscire dal gruppo Tony D'Arè Sindaco, Tony Ramiato, entrare in nostra vita, ha detto: voi siete abituati a parlare sui giornali, a proclamare progetti e cose da fare, ma dopo in realtà non facciamo niente, a differenza di noi, ha detto, anche aggiunto, imprenditori, che siamo abituati prima a fare le cose e dopo parlarne. Ripeto, quello che ho detto io è quello che ho letto su quello che avete scritto voi. Lo avete scritto voi che la biblioteca nei prossimi 3 anni non è oggetto del vostro interesse, non sarà oggetto di finanziamento. L'avete scritto voi che Piazza del Duomo non rientra nei finanziamenti e nei progetti 2024, 2025, 2026. E l'avete scritto voi che Papadopoli non rientrerà sempre in questo periodo. E tutta un'altra serie di cose, musei e altre cose che non rientrano, ma non rientrano non perché lo dico io, perché lo dite voi. Vorrei che fosse chiaro sta roba qua. Se dopo, per carità, voi venite a dire sì, però noi non l'abbiamo scritto, però sai, a noi ci piace, a noi vorremmo, verrai che noi saremo, lo faremo. Vabbè, torno a dire,
carta canta, villan dorme, altrimenti facciamo a meno di fare il DUP, lo prendiamo, lo buttiamo sul cestino, no? E veniamo qua e ognuno di noi si racconta cosa sarebbe bello fare per Vittorio Veneto, perché è in questi termini che state mettendo la faccenda. A noi ci piacerebbe, noi faremo, vedrai che noi faremo, abbiamo fatto, tralascio il discorso dell'assessore Fasan che mi dice abbiamo speso 1 milione. Assessore Fasan, stiamo parlando di programmazione 2024, 2025, 2026. Cosa viene a dirmi che ha speso 1 milione a San Giacomo? Ma cosa c'entra con la programmazione quello che ha già speso negli anni passati? O altrimenti facciamo l'elenco di tutto quello che abbiamo speso in città? Grazie. Consigliere De Nardi. Grazie Presidente. Io capisco l'imbarazzo del vice sindaco sulla questione dei derivati, perché fa parte di una giunta che si è presentata agli elettori vittoriesi dicendo, testuali parole del sindaco, quella dei derivati è un'operazione meravigliosa, concetto che ha di fatto ribadito anche qualche mese fa in Consiglio Comunale, magari non negli stessi termini ma assai analoghi. E ora viene a dire, sì, no, meno male che voi avete fatto la causa perché, vabbè, forse dovrebbe far pace col suo sindaco o pace con se stesso. Tra l'altro, continuare a citare quel ragionamento sul fondo di perequazione tra i comuni. Ricordo, perché non è qui il consigliere Tonon, perché ogni volta che lo citate e lui è presente, vi ricorda che in quel contesto il Comune stava trattando con lo Stato per vedere assicurati i fondi sull'elettrificazione e quelli sul traforo, e quindi in una sorta di attività di diplomatica e di rispetto si scelse di evitare di fare causa a quello stesso Stato che dall'altra parte stava per intervenire sul nostro territorio con interventi economicamente estremamente rilevanti. All'assessore Antiga ricordo che il tavolo sicurezza non è una roba straordinaria, l'hanno fatto anche a Vittorio, la prefettura, sì, non è una cosa che avete fatto solo voi. Il tavolo sicurezza della prefettura è una cosa che viene fatta da anni. È stato fatto anche a Vittorio Veneto quando ci sono stati una serie di problemi ben più grossi di sicurezza rispetto a quelli attuali. Mi riferisco a minacce, poi pallottole che sono arrivate a casa di qualcuno, molotov lanciate sul municipio e via discorrendo. Ce le ricordiamo tutti quella triste stagione della nostra città. Analogamente trovo abbastanza triste continuare a citare il fatto che ci sia stato il Covid, c'è stato per tutti, non solo per la città di Vittorio Veneto, mi risulta, eppure ad esempio qualche chilometro più in giù la giunta di Conegliano, che tra l'altro non si è insediata nel 19 ma si è insediata nel 21, quindi ancora dopo, è riuscita a terminare i lavori sul ponte di San Martino da 700.000 euro, ben più dei 400.000 delle telecamere. Quindi magari continuare a utilizzare questo ragionamento del Covid lascia ormai il tempo che trova. Sulla questione del Parco Dam mi pare che si stia un po' giocando sui termini. Allora, in questo Consiglio Comunale ci sono stati esponenti della maggioranza che hanno dichiarato apertamente che il Parco Dam non sarebbe stato venduto fino a che non era pronto dall'altra parte, concetto che ha espresso, forse ingenuamente, ma più che altro per naturale onestà, il consigliere D'Arè, anche prima. Adesso viene fuori, no, ma noi lo vendiamo, però in realtà chiediamo al compratore di non entrare finché non abbiamo fatto i lavori dall'altra parte. Adesso vediamo il prossimo step quale sarà. Io rimango in attesa di capire e di vedere quali saranno gli effettivi sviluppi. Da ultimo, io capisco tutto, ma non mi potete dire
che la distanza tra l'Areocampo e Via del Campardo è uguale a quella tra Parco d'Ange e Carpesica. Tra Parco d'Ange e Carpesica ci sono 1,8 km in linea d'aria. Se non ci credete, usate Google, c'è il servizio facile. E tra l'Areocampo di San Giacomo, anche prendendo il punto più lontano, e Via del Campardo, saranno 400 metri a farla tanta. Quindi star lì a paragonare le due situazioni, a me, per carità, sono disponibile a qualsiasi ragionamento, però mi pare un po' improponibile considerare che le distanze siano esattamente identiche. Poi, se vogliamo dire che costantemente l'aria soffia da una parte invece che dall'altra, che questi effetti dal punto di vista dell'acustica, vabbè, chiederemo una perizia e cercheremo di capire se è esattamente uguale oppure no. Grazie. Consigliere D'Arè? Sì, sul Parco d'Ange mi pare che si voglia giocare, diciamo, Silenzio in aula. Prego, consigliere. Sul Parco d'Ange mi pare che si fa finta di non capire, ma non importa, saranno poi gli atti. Per quanto riguarda il Papadopoli, io ho detto che sarà nel nostro programma elettorale. Non è che se per caso qualche altra amministrazione vince le elezioni, questo DUP rimane per 4 anni o per 3 anni. Se lo cambiano fa come vogliono, no? Non è una legge che non può essere cambiata. Punto. Allora, se poi voi volete giocarci, l'avete sempre fatto. Quando nel programma di Scottà c'era il traforo, alla fine è stato fatto, nonostante quello che avete detto, come la bretella, la famosa bretella infame, 9 milioni di euro, alla fine è stata programmata e fatta, e mi pare che qualcuno la calpesti. Ma per capire se funziona o non funziona basta andare in Via del Lavoro, chiedere chi abita in Via del Lavoro e vedrete cosa vi dicono, se è una bella cosa, che poi non volete la viabilità, volete la viabilità ancora con il cammello e il dromedario, benissimo, col cavallo, benissimo, ma non è più così, Allora, voi fate il vostro programma elettorale, qualcuno ne fa un altro, poi vediamo, gli elettori poi daranno ragione a uno o all'altro. Come sempre. Ma stiamo parlando del DUP, non del programma. No, ma stiamo parlando ti ho detto che noi abbiamo già quel programma, voi fate quello che volete. Non è che questo DUP poi rimane per 3 anni. È che non volete sentire ragione se si fa qualcosa. Allora, vi va bene Papadopoli, però se qualcuno lo mette nel programma non vi va più bene. Non è in questo programma, certo sarà nel nostro programma elettorale, questo è sicuro. Grazie, silenzio in aula, tanto non vi sentono. Bene, abbiamo finito tutti gli interventi. Assessore Antiga, prego. Grazie Presidente. Era per fare una rassicurazione, se così si vuol dire, rispetto a Ceneda. Non è che il progetto della piazza e il progetto della biblioteca siano progetti inesistenti. I progetti ci sono, le risorse le abbiamo messe e la condivisione Silenzio, qualcuno prego. ha fatto anche accesso agli atti e con la condivisione di quel progetto. Scusate, è fastidioso parlare, cercare di concentrarsi per fare un discorso con la gente che grida, no? Abbiate la cortesia, no? E il buon senso di lasciar parlare le persone, per favore. Prego, Assessore. Grazie. Qui i progetti sono progetti importanti che l'amministrazione è consapevole che non ha le risorse per poterle fare, ma è consapevole che una progettualità gli dà modo di poter trovare le risorse per poterli fare. Ovviamente sono progetti importanti, sono progetti che a Ceneda coinvolge non solo il suolo del comune, ma deve necessariamente interessare per esempio il seminario, la parrocchia e altre persone attorno a un tavolo.
Però il tavolo più importante lo si deve fare in soprintendenza. Quello che è stato fatto, come è stato lavorato, è stato fatto in accordo con l'allora architetto Magani, poi c'è stato un avvicendamento dell'architetto Magani, adesso troviamo il dottor Tinè, abbiamo ripreso col dottor Tinè un lavoro che stiamo portando avanti per arrivare a un progetto che non sia un progetto dimostrativo, noi siamo bravi, e poi quel progetto non si farà. Lo sforzo è di poter fare un progetto che sia condiviso da tutte le parti interessate con un sigillo della sovrintendenza, perché noi potremmo progettare tutto quello che vogliamo, ma senza l'accordo della sovrintendenza stiamo perdendo tempo e buttando via soldi. Io mi ricordo la mia aeroteca si chiamava la Cosmo, progetti fantastici, meravigliosi. Di che progetti là potremmo fare uno alla settimana, dove volete. Sono tutte fantasie meravigliose per riempire carte. Cerchiamo di fare dei progetti che siano progetti magari che arrivano un po' tardi, tipo il sottopasso, non è facile farli. Adesso abbiamo fatto, per esempio, appaltato i progettisti iniziano a lavorare, i soldi ci sono, ovviamente ci siamo impegnati per il 23 di farlo, dovremmo necessariamente chiedere a RFI che ci dia un po' di mesi di respiro, credo che di fronte a quello che è successo poi sicuramente però stiamo lavorando su progetti concreti e abbiamo intenzione di portarli avanti, non stiamo progettando solo per riempire carte e andare sui giornali e noi faremo. Quando andiamo, se andremo sui giornali, è presentare progetti che siano quantomeno condivisibili con tutti gli attori che partecipano a quel progetto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Rasera, prego. Un attimo. Sì, io mi soffermerei un attimo sulla relazione della Camera di Commercio, perché è un po' la mia materia, diciamo, dove troviamo del comparto turismo-agricoltura che comunque tiene, grazie anche all'area UNESCO, grazie anche ai grandi investimenti che facciamo per le manifestazioni della città. E poi troviamo un commercio al dettaglio e l'artigianale che è in calo. Diciamo che noi durante questo periodo abbiamo avuto 2 anni di Covid, quindi abbiamo cercato di supportare in ogni modo le attività commerciali e artigianali. Abbiamo per esempio supportato i piccoli negozi durante il Covid con le borse di alimentari, eccetera. Abbiamo fatto degli investimenti per pagare delle bollette della Sarno, se vi ricordate, e quindi un supporto anche di questo tipo. Abbiamo dato dei contributi. Per quanto riguarda il programma futuro, consigliere De Bastiani, continueremo comunque a supportare con il progetto Cofidi la liquidità aziendale. Continueremo a ridurre l'IMU per i proprietari degli immobili che affitteranno gli immobili sfitti da più di 2 anni e continueremo abbiamo già partecipato al bando del distretto del commercio dove siamo stati accettati e dove faremo un bel progetto per la città e per il commercio cittadino. Una cosa che ci rimane da completare, chiaramente è una cosa a cui teniamo tutti quanti, è sicuramente l'app del turismo, come tante volte la consigliera Denardi ha sottolineato, e che comunque cercheremo di darci da fare per completarla. E poi vorrei fare anche partire quella commissione turistica, commissione del turismo che purtroppo non è mai partita e non so se siamo fuori tempo massimo, Sindaco, ma non l'abbiamo mai fatto partire e questa forse era una parte importante che si poteva anche portare avanti. Grazie. Grazie, consigliere Rasera. Lasciamo la parola al Sindaco per il secondo intervento, prego. Sì, la soddisfazione c'è stata anche perché il distretto del commercio che ci ha visti partecipare
ed essere accettati fra i distretti del commercio riconosciuti, sarebbe stato meglio fosse partito nel 2016, perché nel 2016 è passato un altro treno che riguardava il riconoscimento dei distretti del commercio. Molti comuni, tutti quelli delle dimensioni di Vittorio o maggiori, lo hanno ottenuto, ma anche molti comuni di dimensioni inferiori, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Pederobba, sono tutti distretti di commercio molto ben finanziati dalla Regione, hanno potuto pagare staff di professionisti che seguissero le vicende del piccolo commercio cittadino. Noi ci siamo arrivati adesso con il treno che è passato quest'anno e siamo stati accolti nel novero dei distretti di commercio riconosciuti. Speriamo adesso che la Regione possa trovare adeguati finanziamenti anche per noi che siamo arrivati dopo. Circa il turismo, l'intero provente della tassa di soggiorno deve essere istituzionalmente speso in campo turistico e Vittorio Veneto il 25% come da normativa lo dà all'OGD, l'Organizzazione di Destinazione Turistica nostra, e il 75% sia no che basta per pagare le spese che da soli sosteniamo per lo IAT. Quindi altre finalità non ce ne sono, nel senso che non ci sono ulteriori proventi a disposizione di quel tipo. Abbiamo provato a gestire il turismo con una commissione apposita fatta di un rappresentante per ognuna delle categorie che dà ricettività, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze, affittacamere, alberghi. Qualche riunione l'abbiamo fatta all'inizio, però non dava nessun frutto, nel senso che non siamo riusciti a mettere in moto un sistema piramidale per cui da ognuno di questi rappresentanti ci fosse un'informativa sufficientemente efficace su tutto il mondo che gravitava tipologia per tipologia. Abbiamo fatto altre attività con finalità turistiche, l'ultima delle quali, per esempio, non ha trovato neanche questa soddisfazione, ovvero sia la Fondazione Marca Treviso aveva organizzato alla fine dell'anno scorso una Academy, la chiamano, ovvero sia un insieme di 10 lezioni tenute da professionisti per professionalizzare tutte queste figure nel mondo dell'extra alberghiero. Noi a Vittorio Veneto ne abbiamo più di 80 e nessuno di questi praticamente è un professionista. Di Vittorio Veneto non aveva partecipato praticamente nessuno, abbiamo tenuto di ripetere, finalizzandole appunto alla professionalizzazione dei nostri operatori turistici, e abbiamo riscontrato interesse praticamente zero. Quindi occorrerebbe poter evocare anche tra i professionisti, tra gli professionisti e gli operatori turistici, un maggior impegno alla professionalizzazione. A tutt'oggi questo non esiste, purtroppo, perché il flusso turistico è aumentato e ci aspettiamo che aumenti ancora. Bisognerebbe avere stuoli di professionisti sufficientemente preparati ad accogliere specialmente gli stranieri. Grazie. Bene, penso che siano finiti gli interventi, che tutti ne hanno fatti 2. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere, anzi, prima Assessore Fasan, prego. Ah no, fai... Faccio prima il consigliere. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente, buonasera. Consigliere Varaschin, lungi da me fare processi a chiunque. Forse la memoria mi inganna, ma andrò a rileggermi la sua dichiarazione nell'ultimo Consiglio Comunale, perché se non ricordo male, lei ha detto che avrebbe dato l'appoggio esterno a questa amministrazione. Questa sera ci dice che fa parte di questa amministrazione. Sono due cose politicamente
sostanzialmente differenti. Veniamo al DUP. Il documento unico di programmazione è e sarà sempre il documento più importante per un'amministrazione comunale, perché descrive quella che è la situazione operativa e strategica dell'ente, economica, e comunica ai cittadini qual è la direzione in cui si vuole andare. Se mi chiedete se questo è il documento perfetto, io vi dico no. Perché no? Perché ovviamente si può sempre migliorare e noi dobbiamo migliorare. E sicuramente saremo in grado di adeguare quelli che sono i nostri obiettivi alle esigenze della città. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie, consigliere. Assessore Fasan, prego. Mi scuso con il consigliere Varaschin se avevo interpretato male le sue parole, ma dopo la dichiarazione di Casagrande che dice che è lui il nuovo capogruppo della lista Toni Miato, sindaco, io pensavo che fosse entrato nel gruppo misto, pertanto credo che sia anche capogruppo del gruppo misto perché non ce ne sono altri. Senza offesa per nessuno, ma nella realtà dei fatti. Io credo che lei abbia letto il DUP. Meraviglioso, bellissimo, però forse per me manca una carta che però può essere supplita dal programma elettorale, cioè le priorità. Cosa ne facciamo delle priorità? Le priorità vengono date nel programma elettorale. Però c'è anche un'altra priorità, i finanziamenti. Il bilancio comunale nel prossimo 2024 mette a disposizione circa 4 milioni di euro contro i 10 milioni di cofinanziamento di risorse derivate da entrate e enti di destinazione vincolata per legge. Pertanto io credo che la programmazione venga data dai finanziamenti che prenderemo. D'altra parte, quando ero giovane, si dice che i merli si ciappa quando chi passa, in questo momento ci sono i finanziamenti PNRR e si ha tempo fino al 2026 per fare i lavori. Allora, nel finanziamento del PNRR vengono finanziati parlo di programmazione, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Nella competitività, cultura e turismo io comprenderei anche i 5 finanziamenti da 130.000 euro per l'efficientamento e l'illuminazione pubblica. Nella rivoluzione verde, a seguire rivoluzione verde, ci sono le frane, nella transizione ecologica la discarica di Forcal, tutti i finanziamenti del PNRR. Nella missione 5 inclusione e coesione la Goti e la Vallapisina, 10 milioni di euro di cofinanziamento che si aggiungono ai 4 milioni. Ecco, questa è la programmazione. È inutile programmare se non si hanno i soldi, bisogna correre dietro, a mio parere, alle priorità date dai finanziamenti. Se devo mettere a posto le frane, se c'è un finanziamento di 800.000 euro per le frane, faccio le frane, altrimenti che programmazione faccio? Va bene. A De Bastiani? Non parlavo di lavori eseguiti, ma solo rilevato una domanda, una provocazione, raccogliendo altre provocazioni fatte qui dentro. Ho fatto un elenco di una decina di interventi a sud e avevo chiesto, gentilmente, di elencare almeno 3 che ho fatto nella parte nord. Provocazione per provocazione. Credo che nella mia vita da assessore
di aver sempre fatto le cose in modo equo, in accordo con la Giunta e il Sindaco. Io non decido il piano opere pubbliche, lo decide la Giunta col Sindaco. Che sia chiaro questo. Non so come facevi tu. Io parlo del dubbio, io parlo così. Basta, chiuso il... Prego, consigliere Varaschin. Grazie. Allora, rispetto alle domande che ho fatto, io avevo qualche dubbio che ne capisse poco assessore Fasan, adesso ho soltanto certezze e la ringrazio. Sicuro, questo qua è un documento che è incompleto, ci sarebbe come minimo da astenersi, perché essendo un documento incompleto, ma visto che, come dice Rossetti e Fasan, sono della minoranza, voto a favore. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. Passerei alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono, non ce ne sono. Passiamo in votazione. Dichiarazione di voto, prego. Dichiarazione di voto, che sarà, dichiaro il voto contrario, ma approfitto per fare una piccola replica all'intervento di Rasera, che evidentemente dimostra di non aver, penso, mai visto la app che ha citato. Quella app turismo, dire che è vergognosa è il minimo, è del tutto inconcludente. Non contiene quello che era stato promesso doveva contenere. Evidentemente non è visitata da nessuno perché nessuno la conosce. Per fortuna ultimamente avete tolto dei strafalcioni che facevano ridere i gatti, tipo l'escursione in bicicletta consigliata contromano in via Martiri della Libertà, e poi avete tolto anche qualche altra stupidata. Quindi no, non è neanche cominciata, però quanto è costata fino adesso? Quello è il massimo. Silenzio, prego, consigliere, continui pure. Questa è la perla, perché sappiamo tutti quanti che gli strumenti informatici non serve che siano aggiornati. No, le fai una volta, poi lo lasci là per un anno. Ma no, voi avete solo tolto dei strafalcioni che facevano ridere i galli, no? Avete solo tolto, non avete aumentato niente ed è carentissima di tutte le informazioni. Ve ne dico una: dove va a dormire uno che viene a Vittorio Veneto? Non c'è. Guarda caso, no, il turista non ha un'indicazione di dove dormire a Vittorio Veneto. Questa è la grande app turismo, no? Che mi sembra ha raggiunto quasi 100.000 euro, non lo so, mi corregga, 70.000 cose. Grazie. Complimenti anche. Grazie. Va a guardarti Vice sindaco, per cortesia. Passiamo alla votazione, prego. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 3, astenuti 0. Passiamo alla immediata eseguibilità. Silenzio in aula, cortesemente. Sindaco. Consigliere Bagliana, consigliere De Bastiani, votate. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 10, contrari 3, astenuti 0.
Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Prossimo punto all'ordine del giorno, DUP 2023-2025, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, approvazione della variazione. Lascio la parola all'assessore o all'assessore vice sindaco per l'illustrazione della proposta. Nel programma biennale acquisti, forniture e servizi ci sono due modifiche: c'è l'aggiornamento del project financing dell'illuminazione pubblica e entra la gestione del servizio di sosta a pagamento che andrà a bando entro fine anno. Grazie. Bene, apriamo la discussione. Non c'è discussione? Non ci sono prenotazioni? Sì, consigliere Balliana. No, siccome non ho ben capito, sinceramente, perché, no, il project finance su cosa... ecco, infatti su questo vorrei chiedere qualche informazione in più, magari non so se questa sera oppure perché gentilmente se qualcuno può illustrarmi la cosa. C'è la domanda tecnica, visto che c'è, mi sembra, tempo in questo caso. E Poi a chi la faccio? All'assessore competente non Fasà? lo so, faccia la domanda, poi capiamo a chi va rispetto rivolta. a qualcuno, se mi rispondete. E poi l'altra, scusi? L'altro? Ah, vabbè, ok. Domanda non pervenuta. Ah, no, Allora, l'ho fatta. Ho chiesto se per cortesia mi potevano spiegare meglio la questione del project finance relativamente. ok, perfetto, grazie. Sindaco, prego. Credo ancora 108 linee di illuminazione pubblica, linee elettriche di illuminazione pubblica di Vittorio Veneto, hanno un numero di punti luce che si aggira sui 7.000. Negli anni gli interventi sulle nuove linee o rinnovate hanno fatto sì che più di 1.000 venissero sostituiti con luci LED con forte risparmio quindi di energia elettrica. Pensare di sostituirne 5.500, 5.800, non so quanti esattamente siano, che sono ancora di tipo vecchio, SAP, sodio alta pressione, oppure di altre tipologie che non si possono neanche più utilizzare, sono fuori norma, eccetera. Anche la forma dei lampioni deve essere messa a norma, quindi devono essere cambiati chi porta lampade, molti pali sono ammalorati, qualche linea è ancora servita da rame nudo in quota. E quindi il pensare di sostituirle tout court da noi comporterebbe una spesa eccessiva, per cui abbiamo pensato di affrontare il problema anche noi con un meccanismo che si può definire esco, no? Cioè c'è qualcuno che interviene e il comune continua a pagare la stessa bolletta della corrente. La ditta che era intervenuta rientra del suo investimento sul differenziale che riesce a generare. Alla fine del numero di anni necessari il comune entra in pieno possesso dell'intero impianto, il meccanismo ESCO, insomma, è una cosa. Abbiamo avuto quindi un'interlocuzione con un paio di ditte che si sono proposte, che hanno presentato un loro progetto complessivo e naturalmente adesso noi dobbiamo mettere a bando il tutto e ci serviremo probabilmente della stazione della provincia, la quale deciderà come meglio affrontare ecco, questa scelta definitiva del progetto. Tutto qua, è cercare di fare un colpo solo quello che sarebbe troppo pesante per noi e farlo negli anni con tanti punti luce appunto da aggiornare. Tutto qua. Grazie Sindaco.
Altre prenotazioni? Andiamo avanti? Sì? Allora dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno? Andiamo al voto? Allora, la delibera è approvata con 10 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti. Votiamo per la immediata eseguibilità. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con 10 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti. Chiudiamo questo punto, passiamo all'ultimo punto in programma all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2023-2025 e allegati, variazione. Lascio la parola al vice sindaco Posocco per la illustrazione della delibera. Prego, vice Sì, sindaco. grazie Presidente. Allora, terza variazione di bilancio e penultima, credo. Speriamo. Questa si è resa necessaria, come vedete i punti più importanti sono l'entrata in parte investimenti del PNRR della discarica di Forcal da 1.288.000 e poi abbiamo i 780 del contributo dei 12 siti di messa in sicurezza delle frane. Per questa variazione dobbiamo applicare 152.000 euro dell'avanzo disponibile. Tutte le altre variazioni in maggiore entrata o maggiori spese sono, diciamo, le variazioni sono rese necessarie, sono standard praticamente rese necessarie per continuare il percorso, il lavoro dell'ente. Ecco. Poi siamo a disposizione per le domande. Grazie. Grazie vice sindaco. Interventi? Nessuno. Consigliere Bagliana. Sì, grazie. Stavo facendo un po' di mente locale per capire la questione dell'avanzo che corrisponde. Vabbè, la faccio dopo. Allora, la questione dell'avanzo corrisponde attualmente a 1.916.000 euro, la parte disponibile sto parlando, no? Al di là di questa variazione che non è inserita, vero? Questa qua, no. Però questa variazione è una variazione per un importo di 152.000 euro, ok? Quindi no, stavo un po' ragionando sulla questione della parte disponibile a disposizione dell'impegno poi che avrete da fare rispetto a questa parte disponibile, insomma, che quando voi fate una valutazione in termini politici di acquisto di immobili o di quant'altro, vorrei anche capire se intendete, se ci sono già le idee su come procedere rispetto a questo, rispetto a questa parte disponibile o non ancora, ecco, magari se, cioè, in termini proprio pratici, cioè il famoso acquisto del Teatro da Ponte con l'avanzo di amministrazione, ecco, che mi sembra venga a mancare in parte, insomma, se poi ci saranno anche altre spese in una variante di bilancio, in un'altra variante di bilancio, immagino. Questa è una questione. Poi in termini specifici volevo chiedere, nella parte investimenti avete tolto il contributo per la realizzazione della scalinata di Sant'Augusta di 150.000 euro. E come mai l'avete tolto questo contributo? E visto che la scalinata, sappiamo che ha necessità di un grande, c'è scritto qua, non so, c'è scritto meno 150.000 euro. Sappiamo che questa scalinata ha bisogno, insomma, di un intervento abbastanza radicale
però insomma c'era un contributo di 150.000 euro, forse qualcosa si poteva sistemare magari le cose più importanti. E poi volevo chiedere anche, nella parte corrente, variazione sostanzialmente delle spese di maggior rilevanza, e meno 22.000 euro del contributo gestione teatro da ponte, quindi è il famoso affitto che noi contributo di convenzione che noi avevamo previsto, che però, Sindaco, l'altro giorno c'era una dichiarazione sul giornale che lei affermava che c'è una convenzione con il teatro, che la convenzione sta andando avanti per non so quanto tempo, cioè ha fatto questa affermazione, non so se corrisponde al vero. C'è sotto, quindi la riprendiamo. 10.000 euro, quindi cioè, c'è qua in atto questo, un atto, vabbè, no, perché la gestione tecnica quella va bene, non importa, se mi spiegate queste cose qua. E poi c'è questo intervento manutenzione immobile ad uso autoparco di 45.000 euro, che va bene, grazie. Grazie consigliere, lasciamo rispondere subito al dottor Sarri. Prego. Rispondo solo in termini squisitamente tecnici sostanzialmente. Per quanto riguarda l'intervento di Sant'Augusta, l'intervento è inserito nell'attuale programmazione con finanziamento a carico di contributo. Okay? Quindi questa è la fonte di finanziamento dell'intervento, regolarmente iscritto nella programmazione. Tuttavia, qualora è prevista una deroga e poi non si sa se questa verrà prorogata, ma comunque fino al 31 dicembre 2023, è possibile procedere alla progettazione, a questo punto esecutiva, anche se non si ha l'intero finanziamento dell'opera. Questo è un tema che abbiamo già affrontato in questo Consiglio Comunale. Quindi cosa facciamo con questa variazione? Viene ridotto di fatto il contributo del privato, che viene sostanzialmente traslato per una parte nel 2024 e per il valore di 107.000 euro che si prevede sia la spesa per la progettazione, viene applicato avanzo d'amministrazione. Quindi per poter procedere con la progettazione. Per quanto riguarda l'Areocampo, diciamo che è una sistemazione contabile più che altro, perché ne abbiamo parlato in commissione. Esiste una convenzione tra CATAV e Comune che non riguarda l'area intermodale ma è un'altra, sostanzialmente questo riguarda direttamente la convenzione che in luogo del pagamento dell'affitto CATAV si è impegnato a svolgere dei lavori sull'area. Naturalmente questo è un concetto a cui io tengo molto, che nel momento in cui non si possono compensare le partite, ecco, questa è la ragione per cui viene messa in spesa, in parte investimento, la quota dei lavori che CATAV ha fatto, e noi avremo nella parte entrata, e non c'è in questa variazione perché era già prevista, avremo l'affitto, la locazione dell'area in questo senso, insomma. Da qui il conteggio 107 più 45 si arriva ai 152 di avanzo applicato, insomma. Grazie, dottor Sarri. Vice Sindaco, prego. Riguardo alla domanda riferita al percorso per l'eventuale teatro, le dico solo che prima di tutto vanno risolti i problemi urbanistici. Ok, quindi quella è la priorità e quello vedremo che percorso faranno i nostri uffici. Poi, per recuperare le cifre che mancano da quell'avanzo,
Io ho le idee ben chiare tramite una revisione delle entrate e delle spese di dove recuperarli, ma quello sarà una cosa che avverrà dopo aver risolto i problemi urbanistici. Grazie. Bene. Prego. Tastino. Ecco, rispetto al PNRR per la discarica di Forcal, il 1.200.000, quasi 1.300.000 euro, è contemplato anche la questione il riferimento che facevamo la scorsa volta la questione della centrale, no? Esatto, della comunità energetica. No. Cioè, esatto, infatti volevo chiedere questo. Questo è un finanziamento solo per la sistemazione, chiudere la discarica. Ecco, vabbè. E quell'altro discorso sta comunque andando avanti. No, cioè, eventualmente da rivalutare. Chiedo. Sì, grazie, scusi. Sì. Certamente sì, come opera però è successiva e può essere fatta esclusivamente su un'opera chiusa. Bene, allora dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo al voto. La delibera approvata con 10 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. Passiamo all'immediata eseguibilità. Consigliere Valliana, ok, good. La delibera è immediatamente eseguibile con 10 favorevoli, contrari 0, astenuti 3. Buonanotte a tutti.